Premetto che io amo tutti i nostri relatori, cioè ho la stima massima di tutti, ma il relatore di questa sera ha un posto particolare nel mio cuore e anche nel cuore di Salus Bellatrix. E Carlo Canistraro, che abbiamo qui con noi, è stato uno dei nostri primi relatori, ci ha accompagnato con diverse conferenze durante il primo anno del nostro cammino e è una persona particolarissima. Innanzitutto una bontà d'animo infinita. Poi è un uomo equilibrato, è una delle persone più equilibrate che io abbia mai conosciuto in vita mia, e un'altra cosa che mi ha colpito di lui, una particolarità che pochi di noi hanno, devo essere sincera, la mancanza di giudizio. Noi sappiamo, no, che siamo sempre pronti a dire un po', a giudicare, a volte ci scappa. Beh, Carlo è la persona che conosco che ha completamente sospeso il giudizio e questo fa di lui, secondo me, una persona speciale. Vi lascio a una bellissima serata con Carlo Canistraro. Grazie. Uso questo io? Sì? Ok. Allora, buonasera a tutti. Ovviamente io ringrazio Francesca e tutta l'equipe per essere qui. Sono felicissimo di essere tornato qui. Ovviamente ho dato quei 20-30 euro a Francesca per parlare bene di me, lei sperava di dirsi di più, ma non sarà così, mi dispiace Francesca. Allora, due parole su di me, giusto perché qualcuno di voi non mi conosce. Allora, io Carlo, sono fisioterapista, in realtà quando mi dicono il lavoro non è che sono fisioterapista, io sono il papà di 3 meravigliose creature e per dargli da mangiare mi tocca fare qualche cosa e una delle cose che faccio è l'osteopatia. Sono qui perché come Francesca è da più di 30 anni che mi piace condividere le informazioni, perché io credo che oggi la chiave di lettura per fare un cambiamento è la condivisione. E la condivisione di intenti, di informazioni, di qualsiasi cosa che sia la condivisione. Tutto il resto si può creare, fare, ma se non c'è condivisione, mettersi insieme, a accompagnarci uno con l'altro, non si andrà da nessuna parte, lo vediamo politicamente, lo vediamo socialmente. Allora, quello che mi è sempre interessato è poter passare le mie informazioni a tutti però, perché c'è molti miei colleghi che si indirizzano nella specialità, cioè danno informazioni per professionisti. A me interessa che tutte le persone abbiano la possibilità di avere certe informazioni per fare un cambiamento, per fare un passo in avanti nella propria vita, ed io è quello che ho fatto, perché essendo un libero professionista da me arrivavano le mamme con questi bambini che avevano fatto già un percorso sulla salute e quindi quando arrivavano da me io le vedevo darmi il loro figlio che poteva avere 20 giorni o poteva avere 1 anno, 6 mesi o 3 anni, consegnarmelo e sperare che io facessi il miracolo, no? Perché avevano già fatto un percorso, no? Nella sanità pubblica. E io questo non l'ho mai capito, perché io penso che il genitore, oggi incominciano a venire anche qualche papà, ma prevalentemente le mamme, ma io penso che un genitore, soprattutto una mamma, sia l'artefice più grande del cambiamento dei propri figli. Voglio dire, oggi lo dimostreremo, oggi vedremo attraverso i riflessi come la mamma accompagna il bambino, ma da subito, voglio dire. C'è un riflesso che appare alla 5ª settimana in utero, un riflesso comincia ad aprire alla 5ª settimana. E uno pensa, oggi fanno delle leggi folli, oggi permettono a una mamma di lavorare fino all'ultimo giorno dicendo no, così tu ti recuperi il tempo per dopo, è una follia. I primi mesi, i 9 mesi di gravidanza sono fondamentali per la crescita di un bambino, fondamentali, e questo non è passato come messaggio. E quindi io non capivo perché queste mamme mi davano in delega totale, non mi conoscevano, perché una mamma viene, non mi conosce e mi lascia il figlio in mano sperando che io faccia un miracolo, comprendete? È un po' strana la cosa. E a me quello che è sempre interessato è permettere invece a questi genitori di incominciare a prendersi la responsabilità, non che non ce l'avessero, ma che prendessero consapevolezza che loro potevano fare della loro vita propria una meraviglia, ma nel momento in cui riuscivano a fare della propria vita una meraviglia, questo permetteva anche di fare una meraviglia ai propri bambini. Perché vedremo come, e questo è dimostrato, voglio dire, a parole, con i riflessi vedremo che è dimostrato con i fatti che
I bambini parlano e reagiscono rispetto a tutto quello che è l'ambiente esterno. Avete fatto dei lavori enormi qua di epigenetica, queste cose qui. Beh, tutto questo ha un valore e io questo non lo capivo, quindi ho cominciato a raccontare, a parlare con queste mamme e a dire, chiacchieravo mentre facevo il trattamento ai figli, ma queste mamme non capivano perché erano così interessate a stare attaccate al problema dei figli che non facevano fatica ad ascoltare le mie parole. E così ho cominciato a fare una serata a bere un tè con 4 mamme, 10 mamme, 20 mamme e così ho cominciato 30 anni fa a fare conferenze. Quello che faremo oggi io trovo che sia molto interessante perché oggi c'è un problema di fondo nelle scuole, ma io parlo delle scuole in realtà e nelle famiglie, in tutte le comunità, abbiamo tendenza a guardare, osservare, giudicare le persone in funzione dei parametri che ognuno di noi ha, ma questi parametri hanno a che fare solo con delle conoscenze che non sempre ci appartengono. Quindi ci troviamo che un bambino, l'insegnante dice il suo bambino ha problemi con la lettura, quindi si chiamerà dislessico. Una volta che ha preso questa etichetta, signori della corte, è dura dopo. Perché entri in un meccanismo, oggi il sistema sociale fa sì che un bambino con questa etichetta è costretto per accedere alla scuola a passare attraverso dei rituali, che siano rituali legati a dei professionisti in psicologia piuttosto che in comunicazione, piuttosto che in logopedia, non ha importanza cosa, ma io quello che mi sono accorto è che tutte queste realtà formative sono tutte cognitive. Cioè ti fanno una testa tanto su quello che uno dovrebbe fare, ma è tutto dialettica la cosa. Quello che si è perso, secondo me, e io vengo da un mondo che parla di movimento, è il movimento. Se mi chiedessero cos'è la vita, una risposta di che cos'è la vita potrebbe essere la vita è movimento. E questo manca. Se voi pensate che oggi nella scuola, ma non nella scuola, nelle nostre case, una volta c'erano i cortili, tu camminavi per una strada e guardavi, c'era un cortile con 10 bambini, 5, vero o no che era così? Oggi li vedete più i cortili con i bambini, non ci sono più. Non ci sono più. Anzi, se voi andate in un parco, c'è la mamma che dice no, non salire così, sei troppo sudato, mi raccomando. Questa cosa qui non esisteva una volta. I bambini sudavano, stravaccavano, perché? Perché non che non ne fossero guardati, ma bastava un genitore che ogni tanto guardava. Adesso un genitore che guarda il figlio che non è suo, viene accusato di... Bisogna stare attenti ai genitori oggi, non dei tuoi figli, no? C'è tutta una cultura nuova che sta cambiando, no? Una volta i bambini giocavano con età diverse e c'era il più grande che guardava il più piccolo in linea di massima. Non c'è più questa realtà e questa realtà fa mancare quello che è il movimento. E il movimento è fondamentale per la crescita del nostro sistema nervoso. Se non ci muoviamo, il nostro sistema nervoso non cresce e se il sistema nervoso non cresce, non crea connessione tra le varie aree. Voi capite che se mancano queste connessioni non c'è la possibilità né fisica di avere un buon coordinamento, ma voi capite che il coordinamento fisico ha a che fare anche con comportamento. Un bambino che è ipercinetico e si muove, quindi ha il suo modo così, comportamentale così, avrà difficoltà a relazionarsi, ma avrà difficoltà anche a far di conto e a far di lettura. Ed è lì che vengono messe le etichette. Il problema qual è? Che invece di mettere etichetta potremmo chiederci come mai questo bambino sta vivendo la sua vita così. E qui si può fare un passo indietro e farsi una domanda molto chiara. Per me è molto evidente. La domanda è, io penso che tutto quello che accade nella nostra vita abbia un senso. Io non so come la pensate voi, ma nella mia esperienza di vita, io non ho una verità da vendervi qui oggi, ma vi parlo della mia esperienza, ben si intende. Io trovo che c'è sempre un senso a tutto quello che ci capita, anche quando non lo possiamo comprendere. Voglio dire, alle volte comprendiamo il senso e diciamo, mi è successo questo, è per forza, per questo e questo motivo che alle volte non riusciamo a raggiungere una comprensione, ma il fatto che la raggiungo non vuol dire che non c'era un senso là. E quindi se voi comprendete che, e potete cogliere per voi che c'è sempre un senso, un bambino che è ipercinetico, un bambino che non è capace a leggere bene, che è dislessico, un bambino che è acalculico, cioè fa fatica a far di conto, un bambino che non è capace di star seduto su una sedia, ha un senso. La domanda è qual è il senso
di questo bambino che sta lì e cosa possiamo fare noi per supportarlo in questo. Lui non sta scegliendo di essere un discolo o di essere un bambino che non sa star fermo o che non è capace, non è questo che lui vuole, anzi lui vorrebbe essere come tutti gli altri che sa leggere, che gli dicono bravo, no? E invece a lui dicono che sei sfigato, non riuscirai da grande a essere questo, guarda tuo fratello. Continuiamo a lanciare dei messaggi confrontandolo con gli altri, peggio con i fratelli, no? Perché dopo uno vive in famiglia, la vive a scuola, ok, o nel gruppo di amici, ma se diventa anche a casa, diventa pesante la storia, vi capite? È un bambino che si confronta sempre col fratello e il fratello è sempre meglio di lui. Capite che questo bambino potrà avere dei problemi quando sta crescendo, nella sua crescita? Beh, certo che sì. Allora la domanda è: cosa possiamo fare noi? Beh, una delle risposte, non la risposta, non è una risposta, una delle risposte ve la propongo io questa sera, d'accordo? Allora, guardate questi alberi qua, le vedete queste piante? La domanda che io mi sono fatto quando le ho viste è: questo è uno scherzo della natura oppure queste piante hanno il miglior adattamento possibile per la loro sopravvivenza? Vedete, le piante sono dritte qua incominciano a storgerci, qua sono così. È interessante farsi questa domanda. È uno scherzo di natura o è il miglior adattamento? Perché io parto dal principio, mi piace l'idea che lì ci sia un miglior adattamento, non che è uno scherzo della natura. Io non penso che la natura faccia degli scherzi, perché l'idea dello scherzo della natura ce l'abbiamo noi che continuiamo a giudicare la vita, giudicare gli esseri viventi nella nostra vita, che siano esseri umani o animali non ha importanza. Ah, guarda quello lì che sfigato che è. Se invece di usare questo linguaggio ci cominciassimo a chiedere: perché quel bambino è così? Perché quel signore è zoppo? Perché quel signore gli manca un orecchio? E farsi una domanda è interessante, perché facendoci le domande smetteremo di giudicare la realtà e incominceremo a capire come si rivela la vita attraverso gli atteggiamenti dei bambini, attraverso gli atteggiamenti degli adulti, attraverso i comportamenti fisici, emozionali o spirituali, mettiamola come vogliamo. E se andiamo avanti, guardate qua, questa è la tragedia della prima posizione, guardate cosa succede a questa bambina. L'insegnante che cerca di fargli capire come vedete come doveva mettere i piedi? E glieli fa mettere così, dice: ok, metti i piedi così, è facilissimo, potremmo provare tutti qua, magari non tutti riusciremo a farlo così, Ma qui la bambina, capite, guardate che difficoltà che ha, lei ci prova, e lì mette le gambe, e guardate con che sforzo e tenacia, è là perché lei vuole fare esattamente come gli ha chiesto l'insegnante e come fanno tutti. Mi guardate che difficoltà che ha. Allora la domanda è sempre quella: è uno scherzo della natura questa? Oppure è il miglior adattamento possibile che quella bambina mette in atto come strategia per sopravvivere rispetto al suo potenziale? Beh, questo che è interessante da farsi la domanda. E andiamo avanti. Questa presa della penna vi sembra, tra virgolette, consuetudine? Normalmente si tiene così la penna. Chi è insegnante in sala? Quanti insegnanti ci sono in sala? Giusto? Sì, gente che... Giusto per capire, ok. Beh, questa posizione è una posizione che non è tanto, diciamo, a norma, tra virgolette, no? Eppure la domanda è sempre quella: questo è uno scherzo della natura oppure è il miglior adattamento possibile? Cioè, questo bambino può far diversamente da così o sta mettendo in piazza il suo miglior potenziale? Perché se noi cominciamo a capire che i nostri bambini mettono in piazza sempre il loro miglior potenziale, invece di giudicarli, la domanda è: perché il suo miglior potenziale è a questo livello e gli permette di arrivare solo fin lì e di non andare un po' oltre? E questa è la nostra domanda. Non fermarci su: oh, che sfigato che è, oppure oh, chissà cosa è successo, chissà che trauma ha vissuto. Non è importante questo. È sapere che lui è nella miglior possibile potenziale e noi possiamo aiutarlo per implementarlo questo potenziale. E lo vedremo che si può fare. Ci sono dei risultati brillanti facendo veramente pochissimo sforzo, perché non c'è da forzare. Oggi abbiamo l'idea che quando dobbiamo raggiungere un obiettivo dobbiamo forzare. Beh, è un'idea questa, ma non è l'unica. Si possono raggiungere gli obiettivi con tenacia e determinazione, con la semplicità, senza sforzo, prendendosi un tempo
per arrivare a un obiettivo. Potrebbe essere? Potrebbe essere. Allora, giusto così, come funziona il movimento, il sistema movimento? Noi abbiamo una percezione dall'esterno, quindi l'ambiente ci dà dei segnali, i segnali vengono letti dai sensori, arrivano al cervello, d'accordo? Il cervello elabora l'informazione e poi dà una risposta, che la risposta può essere motoria, può essere di qualsiasi natura. È abbastanza chiaro questo passaggio e qui è la stessa cosa. È importante questo meccanismo qua, perché questo è il meccanismo del riflesso. Il bambino, noi abbiamo un'idea. Ecco, giusto per capire che la percezione è quello che guida la nostra vita. Quello che conta è l'ambiente e come noi siamo capaci di leggere l'ambiente. E chi è che legge l'ambiente se non i nostri sensori? Noi abbiamo sensori di tanti nature, ma abbiamo tendenzialmente 5 sensi, no? Gli occhi, la vista, l'udito, no? L'olfatto e il tatto. Ecco, poi qualcuno mette il sesto, il settimo, l'ottavo, si possono aggiungere, ma per semplificare, tutti questi sensori leggono l'ambiente, mandano il segnale al cervello e il cervello dà le risposte adattative. Capite che se il segnale non corre in maniera congrua al cervello in salita o in discesa, capite che poi c'è una distorsione di informazione e chi permette tutto questo è il sistema nervoso. Quindi la percezione è l'atto del percepire, cioè del prendere coscienza di una realtà che si considera esterna attraverso stimoli analizzati e interpretati mediante processi intuitivi, psichici e intellettuali. Quindi c'è un'elaborazione del cervello, ma se il cervello non ha delle buone connessioni, capite che la risposta non sarà mai perfettamente congrua. Ci sarà una risposta, ma sarà la miglior risposta che in quel momento il sistema sarà in grado di dare. Ed è lì che noi possiamo fare un grande lavoro. Se usciamo dal giudizio e permettiamo a quel bambino di sfruttare tutto il suo potenziale e aiutarlo a fare quel passo indietro per andare a recuperare quell'aspetto motorio che quel bambino nella sua fase evolutiva, e quando parlo di fase evolutiva parlo dall'utero, dalla quinta settimana in utero in poi, ci sarà stato dei momenti in cui in certe fasi il bambino è mancato di fare un'esperienza motoria e quella mancanza è quella che lui poi va a vivere come sofferenza quando uscirà dalla pancia, avrà 1 anno, piuttosto che 6 anni, piuttosto che 20 anni, piuttosto che 80 anni. Perché si vedono le persone. Quando avete visto le persone che hanno 80 anni, 90 anni, voi vedete delle persone che sono così e vedete delle persone che sono così. Vedete dei 20enni, 25enni che sono così e vedete dei 25enni. È chiaro che è più facile vedere un 80enne che ha una certa curvatura della colonna, ben si intende, ma non è questa la legge biologica. Non è che siccome hai 80 anni devi essere così. Dipende come hai vissuto i tuoi 80 anni. Che cosa hai fatto del tuo corpo, cosa hai fatto della tua parte emozionale, cosa hai fatto della tua parte spirituale. Allora cosa possiamo fare? Dobbiamo riconoscere che cosa abbiamo lì? Il bambino, dobbiamo riconoscere qual è il suo problema, se c'è un problema, qual è la sua difficoltà, qual è la sua incapacità di praticare una certa azione. Oggi si vedono i bambini, hanno difficoltà a mantenere un equilibrio, sono scordinati, li vedete, si vedono. Io ho l'occhio clinico ormai, insomma, 40 anni, 35 anni che guardo le cose, ma anche per chi non è abituato, li vede che sono i bambini che corrono un po' strani, no? Che hanno un po' di difficoltà. Mettete un bambino a stare su un piede solo e vedete subito le sue difficoltà. Un bambino a 10 anni dovrebbe stare 30 secondi così senza una piega. Provate a farlo, non fatelo voi perché dopo mettete in dubbio, mettete in gioco anche voi. Però, quindi, attraverso l'osservazione, poi che cosa utilizziamo? Utilizziamo il movimento, la sperimentazione, quindi l'esperienza e soprattutto il gioco. Oggi manca il gioco. Il gioco è un elemento fondamentale per la crescita emozionale e comportamentale. E una volta si giocava nei cortili, oggi i giochi sono ridotti a quelle robe là che si chiamano tablet piuttosto che... Tendenzialmente, no? Ci sono bambini ancora che giocano con i giochi di una volta, ma sono pochi. E noi li lasciamo perché è più comodo gestire la cosa così. E poi, per gestire che cosa? Tutto quello che è dis qualche cosa, disgrafia, disgrazia, abbiamo tutti questi dis messi in mezzo,
E tutto l'ADD, l'ADHD, quelle forme che oggi vengono catalogate così, che poi io ogni tanto vedo dei bambini che hanno queste etichette che io dico ma non le vedo, io sono un osteopata, quindi non mi permetto di sentenziare o dire qualche cosa su un psicomotricista piuttosto che uno psicologo che fa una diagnosi. Ognuno fa la diagnosi e ne assume la sua responsabilità. Io quello che però guardo attraverso l'osservazione è, ok, ha qualche difficoltà, inverte una lettera, d'accordo, ok, ma questo non vuol dire che non è capace di leggere. E se voi capite che c'è un riflesso che dà questa problematica qua, aggiustiamo questo riflesso e il bambino come magia cambia, vi farò una piccola esperienza, e capite che con la semplicità, se non andiamo a giudicare, ma attraverso il movimento impartiamo delle informazioni nuove che il bambino ha mancato nel suo excursus fisiologico, e gli rioffriamo una possibilità di andare a integrare quello che la vita in quel momento non gli ha dato accesso, per un motivo qualsiasi. Anche qui, giusto in velocità, noi sapete che abbiamo due emisferi cerebrali, quello logico e quello gestalt, d'accordo? E quello che è interessante è che quando siamo in stress, l'emisfero logico è quello che cercherà di sforzarsi per fare le cose, no? Devo fare le cose, no? Sto nello sforzo, continuo a spingere a tutti i costi, anche quando non serve. Quante volte abbiamo cercato di forzare una certa realtà e quando abbiamo deciso di mollare, appena abbiamo mollato le cose si sono sistemate. Alzate la mano chi ha vissuto una volta questa cosa qua. Ah, voilà. Non sono solo, grazie, molto gentili. E questa è la storia. Però la domanda è che la volta dopo continuiamo a forzare. Perché? Perché ce l'hanno insegnato. Perché, figlio mio, ti dicono, se vuoi ottenere qualcosa dalla vita, devi spingere, devi forzare, devi lottare. C'è questa idea di lottare costantemente. E poi alziamo gli occhi e troviamo questi beduini del deserto che fanno la guerra perché qualcuno un po' di anni fa è andato a rompergli le scatole. E quando tu gli insegni a fare la guerra con le bombe, i carri armati e gli aerei, e questo fa le guerre così dopo, no? Allora, quello che possiamo fare è, per esempio, quando c'è stress, invece, l'altro cervello perde la capacità di ragionare, si disconnette dal nostro corteccia. Quando siamo in stress non abbiamo accesso a tutte le informazioni. Siete mai stati sotto stress? Eravate lucidi? Sapevate? No! E i bambini è uguale. Un bambino, se è in difficoltà a leggere, già lui si accorge che non legge come gli altri e va in stress. E se l'insegnante gli dice, ma ti ho detto che devi ripetere, lei gli altera il tono di voce. Lui va in stress di più o no? Secondo voi sarà in grado di leggere meglio o peggio? Mi comprendete? E non sto giudicando veramente gli insegnanti, ci sono degli insegnanti meravigliosi, insegnanti un po' meno, d'accordo? Perché siamo così, anche nei dentisti, ci sono dentisti bravi e dentisti un po' meno, osteopati bravi, osteopati un po' meno, d'accordo? E quello che possiamo fare noi è questo, non diventare osteopati, dentisti, psicologi, no, noi con i nostri figli quello che possiamo fare è riconoscere che noi in ogni istante della nostra vita siamo i migliori genitori per loro, i migliori, non siamo dei genitori qualsiasi per loro. Se la vita ha scelto noi come genitori per quel bambino, vuol dire che noi siamo i migliori, punto e basta. Questo bisogna prenderlo come un atto dovuto, come un atto di fede, ma non perché l'ho detto io, è così. Se voi capite che la natura è meravigliosa, a prescindere che noi la maltrattiamo o no, ma se la natura è meravigliosa perché con tutto quello che facciamo lei continua, ogni giorno il sole a nascere, ogni giorno c'è un fiore che viene fuori e ci saluta, no? Comprendete? Questa è la meraviglia della vita. Vuol dire che noi siamo parte di questa meraviglia e come parte di questa meraviglia, se siamo genitori, siamo sicuramente i migliori genitori. Ma non dobbiamo dimenticare che se noi siamo i migliori genitori, i nostri figli sono i figli migliori per noi. E quando noi giudichiamo i nostri figli è una follia. Quando diciamo sei stupido come tua madre o come tuo padre, queste sono le classiche frasi. Perché se uno potrebbe capire se sei stupido come tua suocera, come mia suocera, uno la capisce la battuta, no? Perché la prende come la battuta, non abbiate le suocere qua dentro.
E quando tu dici sei stupido, comprendete che è una follia. Ma tu dici, mi è scappato, l'ho detto a Tom. No, quando noi diciamo una cosa, in quel momento lì diventa una verità per i nostri bambini. Il linguaggio è la realtà. È inutile che ci nascondiamo dietro le... No, ma l'ho detto tanto per dire. No, no, no. Usiamo quel linguaggio perché siamo abituati a vivere la vita con quel linguaggio là. Ed esprimiamo attraverso il linguaggio il nostro modo di vivere. I bambini hanno una sensibilità tale per cogliere questa cosa qua. E più sono piccoli e più meno sono in grado di cogliere attraverso la loro razionalità e più cercano di imitare la vostra realtà, la nostra realtà di genitori. Quindi come ci muoviamo nella realtà fa la differenza nei nostri figli. Ed è questa la nostra responsabilità. Io dico sempre, spessissimo, quando i genitori mi chiedono cosa posso fare per mio figlio, ma essere il miglior te che puoi essere in ogni istante, questa è la miglior cosa che possiamo fare per i nostri figli, non per loro qualche cosa, per noi stessi, riconoscere che siamo delle belle persone e se non ci riconosciamo in questo è perché non siamo capaci a guardarci e incominciamo a imparare a farlo, a osservarci, a prenderci cura di noi. Se io mi prendo cura di me, mio figlio, mia figlia imparerà a prendersi cura di sé, è sicuro questo. Non dobbiamo sempre fare, è importante imparare a essere e soprattutto riconoscere la nostra essenza, perché così daremo la possibilità ai nostri figli di riconoscere la loro essenza. E la nostra essenza è la meraviglia, tutto quello che è intorno a noi. La natura è una meraviglia e noi facciamo parte di questo, siamo parte della creazione. Non parlo della creazione cristiana piuttosto che musulmana, io parlo della creazione della natura, quello che io vedo ogni giorno, me la vedo io, la vede anche lei. Tutti noi vediamo il sole la mattina, sì o no? Lo vede anche il musulmano, Tutti abbiamo contatto con la meraviglia della natura. Poi ognuno ha il contatto col suo bel Dio, brutto Dio, cattivo Dio. Ma la natura è qualcosa che ci unisce tutti, a tutte le latitudini. E se noi possiamo vedere che c'è una bellezza in tutto questo, beh, noi non possiamo essere che una bellezza noi stessi. E allora perché continuare a giudicarci? Perché continuare a parlarci sopra? Perché abbiamo tendenza a parlarci sopra, dirci su, oppure l'altra modalità è sparlo agli altri, perché la colpa è degli altri, quindi o do la colpa a me e sono sfigato, incapace, oppure do la colpa agli altri delle mie sventure e comunque sono sempre nel giudizio e nel giudizio perdo il contatto con la realtà che è meravigliosa così com'è. Quindi noi abbiamo gli emisferi, abbiamo un occhio, con qualcuno prima si parlava della dominanza. Dobbiamo lavorare, dirigente scolastico è importante nella scuola, perché ci sono i docenti, ci sono i genitori, gli studenti e i collaboratori, dovrebbe esserci un pentagono, avete presente i 5 elementi della medicina cinese? Lavorano insieme, non puoi estrapolare un elemento dagli altri, uno è connesso, disturbi un elemento, questo elemento va a disturbare o va comunque a intaccare anche tutti gli altri. Ed è questo che dobbiamo capire, che noi siamo veramente tutti uno. Ci vogliono separare per manipolarci, per renderci schiavi. Non serve che ve lo dico io, ve l'ha detto 20.000 volte la Francesca. Siamo tutti schiavi qua. L'unica cosa che ci può aiutare è avere coscienza di essere schiavo, perché se ho coscienza di schiavo posso fare qualcosa per cambiare. Se no siamo tutti schiavi per chi dice no, io non sono schiavo, ok, è fortunato lui. Chi non ha questa consapevolezza è nel pericolo. Perché è meglio non saper niente, ma chi dice io non sono schiavo è pericoloso. Per me, importante avere questo. Allora, guardate, avete mai visto i bambini così? Lo vedete il foglio com'è? Invece di essere dritto è a 90 gradi. Li avete mai visti? Allora questo qua è uno sfigato, d'accordo? O è la miglior cosa che lui può fare in quel momento là? Bambini che voi li chiamate e non sentono. Tesoro, è pronto? Tesoro, è pronto a cena? È pronto? Li avete mai sentiti? Visti questi bambini? Chi ha un bambino che fa fatica a rispondere qua? Voilà, grazie, molto gentile. Così è. Boh, allora, non vogliono rispondervi o hanno un potenziale per cui la loro difficoltà è si focalizzano tanto su una cosa che fanno fatica a rimanere aperti a tutto il resto. Quindi sono lì e basta, si estraneano. Vi capite che nella vita estraniarsi dentro un contesto così e perdere di vista il contesto della periferia è pericoloso perché
Noi siamo in un'abitazione dove non ci sono pericoli, ma una volta in natura, se tu stavi attento all'animale che avevi trovato per mangiare e non ti accorgevi del leone che è più grande di te, tu mangiavi un po' e dopo eri finito là. Oggi noi siamo un po' tutelati perché nessuno ci mangia. Oddio, c'è uno Stato che ci mangia dei soldi, ma quella è un'altra storia però. Avete mai visto bambini così, che si siedono con i piedi sotto? Beh, io sto guardando voi, non vi vedo seduti così. Eppure ci sono molti bambini che fanno così. Ma sono stupidi questi bambini? Lo fanno perché? Perché vogliono sembrare più alti, fanno vedere che sono più alti? Ma no, stanno facendo il loro meglio perché questa è una condizione. Se loro non fanno così, sono in difficoltà. Tu un bambino di questo tipo qua dici, siediti normale, lui si siede, dopo 3 minuti, se tu dici niente, lui si rimette là. Perché gli costa star seduto normalmente. Gli costa. Quindi il sistema biologicamente trova la miglior strategia che gli costa meno fatica per affrontare quello che gli viene chiesto. Per esempio a un bambino, in questo caso, legge la lavagna e scrivi sul disegno, copia la lavagna per esempio. Tutte queste cose qui possono cambiare. Guardate, è stato detto a questi bambini di camminare a carponi. Vi sembra che questa bambini... Tu vai a leggere, oh ma sei stupida? Ti ho detto a carponi, c'è qualcuno che fa così. Invece di dire stupida dice sei imbranata, no? Non è importante che sia, ma capite? Lei sta facendo del suo meglio. C'è chi è fermo e dice non ho capito bene cosa devo fare, no? Ma ognuno ha la sua storia. Ma quello che è importante è che noi usciamo dal giudizio e ci chiediamo come mai quella bambina, come mai questa bambina per studiare appoggia sempre la testa? Ancora, d'accordo? Vedete com'è seduto? Con le gambe così aperte. Questo è un modo per stabilizzarsi. Quel bambino fa così perché ha un'instabilità del bacino e così lui trova una base migliore d'appoggio. Ma capite che questa condizione qua, nel tempo, procura dei problemi alle anche, per esempio. Sono bambini, questi qua, che quando hanno 60 anni potrebbero avere qualche problema alle anche. Allora cosa fare? Ah, ma no tesoro, non puoi sederti così? Ho capito, ma l'inconscio dice, la parte biologica dice, sì, ma se io non mi siedo così, sono instabile, ho paura di cadere, mi devi dare un'altra soluzione. E l'altra soluzione potrebbero essere i movimenti che andremo ad apprendere. D'accordo? E quante persone si siedono così? Staccati. Perché? Perché hanno un'ipersensibilità della colonna. Boh, ce ne sono tante di queste storie qua. Tutte queste cose qui hanno a che fare con i riflessi. E tu avete mai visto questi piedi qua? Questi piedi qua hanno a che fare sempre col modo di postura, ma la postura vedremo ha a che fare con i nostri riflessi. Tutto quello che viene chiamato postura ha a che fare con i riflessi, e lo vedremo. E le persone che quando vedono dall'alto prendono le vertigini, o quando devono evitare una lampadina, il giramento di testa. Chi ha di voi queste sensazioni qua? Sono tutti riflessi ancora attivi. Sono riflessi attivi e tu li hai ancora minimamente attivi, però quando tu metti in estensione la colonna facilmente dici no, questo non lo preferisco non farlo. Si possono cambiare queste cose qua e migliorare. L'evidenza è che noi tutti abbiamo delle difficoltà, ma queste difficoltà non devono definirci. Non dobbiamo noi riconoscerci nelle nostre difficoltà. Le nostre difficoltà, alla difficoltà mi chiedo come mai io sono in difficoltà qui e cosa posso fare per cambiare questa condizione. Perché le difficoltà di apprendimento non sono una malattia, non sono un'etichetta, dislessia, ADD, ADHD, ma è semplicemente un comportamento, il miglior comportamento che quel bambino ha, perché? Perché ha avuto dei momenti in cui il sistema neuronale non ha avuto tutti gli stimoli sufficienti per poter accedere a tutte le aree cerebrali. E quando sei l'adulto continua a non essere così. Solo che l'adulto cosa fa l'adulto poi? Compensa. Noi siamo bravissimi a compensare. Il bambino a 2 anni fa fatica a compensare perché non ha l'esperienza. Noi compensiamo. Ma se usciamo dal compenso, ne abbiamo di storie, anche noi. D'accordo? Cos'è RMT? È una cosa che io da 2 anni che sto studiando, sono andato in giro per l'Europa a imparare e vorrei portare in Italia. Sto portando in Italia già da 6 mesi, stiamo lavorando con una scuola a Fontana Fredda, con dei risultati interessanti. Questa è la scidia. La scidia è questo animaletto qua che, vedete, ha un cervellino piccolino, una notocorda, come una colonna vertebrale. Questo sembra un girino.
in realtà è un vegetale, ma è un girino che si muove. Quando incontra poi, è per mare lui, incontra un punto, lui si mette lì, si piazza lì, insieme ne arrivano più di qualcuno, formano una colonia. Una volta che si forma la colonia è stantia, cioè è stanziale, scusate, non stantia, stanziale, e cosa succede? Che a quel momento lì, siccome a questo animale qua non serve più il movimento, sapete cosa fa la biologia? Va a assorbire il cervello. Il cervello scompare, perché non serve più. Se tu non usi il movimento, il cervello è finalizzato al movimento. Un bambino quando nasce, quando è concepito, il suo obiettivo qual è? È quello di vivere una relazione. Come fa a vivere una relazione? Deve mettersi in piedi e muoversi ed entrare in relazione con l'ambiente, siamo d'accordo? Per fare tutto questo gli serve il cervello. Se tu prendi un bambino appena nato, lo fasci e non lo fai più muovere, il cervello non cresce più. Vediamo, e uno dice, vabbè, il movimento, il bambino nella pancia, come fa a prendere il movimento il bambino nella pancia? Come fa? Come fa? Come fa? Liquido, ma sì, ma che cosa fa? Chi è che lo fa muovere? La mamma! La mamma! Ogni volta che la mamma si muove, il bambino si muove. Stimola il bambino. E una mamma che è dovuta stare 8 mesi a letto perché il medico gli ha detto lei perde il bambino, comprendete che questo è un problema grosso. Allora, io capisco che la mamma non possa muovere, ma il bambino appena nasce tu lo devi continuamente stimolare, perché ha perso un sacco di informazioni. E sono bambini questi che potrebbero avere dei problemi di dislessia, di HD, di tutte le... Ho detto che tutti i bambini di cui la madre è stata a casa per 8 mesi avranno problemi? No, non ho detto questo, ma potrebbe essere che questo sia un motivo molto importante per problematiche dei bambini. Ma quando un bambino a 8 mesi, a 8 anni non sa leggere, è difficile che vadano a guardare cosa è successo se la mamma, comprendete? Sono non troppo gli illuminati che vanno a guardare la vera storia del bambino. E soprattutto anche chi va a guardare, se non capisce la relazione che c'è col movimento, meno se ne viene a capo. Perché ci hanno voluto far credere, e sicuramente in questa aula c'è qualcuno che crede ancora a questo, ma adesso vi do un suggerimento di cambiare la vostra immagine, che il bambino nasce perché la mamma spinge. Chi ha questa nozione qua dentro? Se tu non spingi, il bambino non nasce. E quindi se il bambino non nasce in modo naturale, c'è una responsabilità della mamma che non è stata capace di spingere in maniera adeguata. Vero o no che abbiamo questa nozione? Sì o no? Non ho sentito. Ma è una bugia colossale questa. È una bugia colossale. Perché? Perché se il bambino non fa niente all'interno della pancia per invitarsi a uscire attraverso micromovimenti ma fondamentali, la mamma può spingere quanto vuole, ma il bambino non uscirà mai, farà fatica a uscire. Tutti i riflessi di cui vi accennerò solo sono fondamentali proprio per la fuoriuscita del bambino. Tutti i riflessi. E l'utero a cosa serve? Dà uno stimolo meccanico al bambino, al feto. Il feto è stimolato dall'utero che spinge e lui viene a muoversi. Stimola il riflesso, che sono movimenti automatici, e questi movimenti automatici permettono l'uscita del bambino. Ma se il bambino non risponde con i riflessi perché ci sono state delle problematiche, sarà un parto difficile. Sono i parti che durano 12 ore. Durano lunghi. Ok? I riflessi primitivi sono una base importante del movimento infantile che diminuiscono gradualmente la loro influenza con lo sviluppo di connessioni neurali del cervello. Cosa vuol dire? Che ogni movimento, il movimento in generale, permette alle reti neurali di espandersi. Quindi questi riflessi sono movimenti automatici, quindi costringono il feto in pancia e il bambino alla nascita a muoversi, perché questo permette lo sviluppo del sistema nervoso
neuronale, ma una volta che il sistema neuronale si sviluppa, i riflessi incominciano ad essere meno importanti e vanno a perdersi, non sono più presenti, perché servono per acquisire degli elementi per permettere al sistema neuronale di svilupparsi. Mi seguite fin qua? Integra i riflessi, d'accordo? RMT sono dei movimenti primitivi, vengono chiamati. Perché primitivi? Perché sono dei movimenti, c'è una fotografa tra l'altro, che non era neanche medico, che ha osservato i bambini e ha visto che i bambini di tutto il mondo avevano tendenza a ripetere una certa quantitativo di movimenti. E lei ha detto, oh, interessante questo. E quindi ha creato poi con un medico e una maestra, ha creato un metodo che si chiama RMT, dove si utilizzano questi movimenti primitivi, cioè primitivi vuol dire che il bambino fa in automatico, ma non il bambino italiano, tutti i bambini del mondo, ci unisce questa cosa qua, e questi movimenti sono quelli che permettono al sistema neuronale di espandersi. Il sistema neuronale si espande a 3 livelli, come sempre, i 3 livelli, no? Fisico, emozionale e spirituale. Qua si parla di fisico, legato al movimento, emozionale, legato al comportamento, invece lo spirituale è la parte cognitiva, d'accordo? Di relazione con gli altri, di comunicazione, di capacità di leggere la vita, di interpretarla, d'accordo? E tutto questo cosa fa? Stimolando i sensi e creando quelle che sono le basi posturali. Perché la nostra postura, io sto in piedi perché da quando sono stato concepito i miei riflessi mi hanno permesso gradualmente di cambiare postura, quindi da pancia in su, pancia in giù, poi gattoni, poi in ginocchio, seduto, in piedi, poi da in piedi non basta perché cammino, poi corro, salto, no? E se sono qui la mia postura è la sommazione di tutti questi miei interventi legati ai nostri riflessi primitivi, mi seguite? E questi riflessi sono intrauterini, d'accordo? Perché appaiono nell'utero e finiscono lì, che servono proprio perché il feto possa uscire e prendere la luce del sole, d'accordo? Ci sono quelli primitivi poi, che sono di passaggio, che servono, che partono all'interno dell'utero, però poi vengono un po' a sfiancarsi e a eliminarsi, come dire, integrarsi nei primi 6-7 mesi di vita. Poi c'è quelli di transizione che appaiono in una fase già esterna, però appaiono per darci la possibilità di fare un passaggio posturale, cioè io devo tirarmi da gattoni, devo mettermi in piedi, arriverà 1 o 2 riflessi che automaticamente mi aiutano a fare questo passaggio. Una volta che io mi sono messo in piedi, questi riflessi non hanno più senso di esistere e vengono integrati, non appaiono più, mi seguite? E poi ci sono questi posturali che sono quelli che noi usiamo normalmente. Adesso vi faccio l'esempio di un posturale. Voi guardate la persona, voi purtroppo non vedete vedere, voi guardate la persona che è davanti a voi, d'accordo? E vi chiedo di fare questo movimento a tutti, di fare questo movimento, di allargare, come fare l'aereo, fate l'aereo e dovete inclinarvi da una parte e dall'altra. E voi osservate la persona davanti. Non siete obbligati a farlo, E voi lo dovete, se volete farlo, lo fate perché e voi volete guardare cosa fa quello davanti. D'accordo? No, da seduti, sì, così. Ah, solo che voi non avete quello davanti. Guardate me voi. Io faccio così. Ok? Dovete guardare quello davanti. Allora, che cosa fa quello davanti? Boh, stop. Cosa fa quello davanti? Chi vuol descrivere cosa ha fatto quello davanti? Ma come muove le braccia e la testa come? Cioè fa così, muove la testa e le braccia allo stesso lato o no? Chi ha visto questo? Lei la testa un po' ferma, quindi le braccia facevano così e lei stava ferma. Ok, un po'. Chi ha visto invece questa inclinazione qua? Ok, allora io vi potrei dire tranquillamente che normalmente la fisiologia dei riflessi parlerebbe così, che quando tu ti inclini la testa mantiene la verticalità. Quindi chi ha fatto così ha un riflesso attivo. E ce ne sono tanti in questa sala, io ho visto, ce ne sono un sacco. Che cosa vuol dire questo? Che se hai un riflesso ancora attivo è un problema grosso? No. Ma il riflesso di raddrizzamento della testa ti crea dei piccoli problemi, perché se tu sei così vuol dire che hai una certa rigidità cervicale. Potrebbero essere persone che hanno tendenza ad avere qualche fastidio cervicale, per esempio. Perché? Perché c'è un riflesso.
che la sta un po' condizionando, vuol dire che quel riflesso lì che doveva sparire non è completamente sparito e ti dà questa condizione di mantenere una certa rigidità. Mi seguite? Per dire come ce ne abbiamo riflessi tutti, voglio dire, io ce ne ho un sacco, voglio dire. Però la cosa interessante qual è? Che io ho questa consapevolezza e attraverso i movimenti ritmici io posso implementare e cambiare questa condizione qua. Io da 2 anni che ci lavoro ho cambiato molto del mio modo di sentire la postura nel mio corpo, perché si può lavorare con queste cose dai bambini da 0 a 99 anni. Voi capite che a 2 anni offrite un potenziale di un certo tipo, perché il bambino lì ha un potenziale da sfruttare. A 90 anni il potenziale è un po' più ridotto, mi si può sempre lavorare. Le persone che hanno l'Alzheimer, per esempio, le persone che hanno l'Alzheimer o il Parkinson, mi si può fare dei lavori straordinari, senza farmaci. Ho detto che i farmaci non vanno bene, non ho detto questo. Mi si può fare dei lavori, perché queste persone sono arrivate a un punto di gestione del sistema neuronale che non è più congruo. Congruo a cosa? Congruo per poter camminare in maniera fluida, armoniosa. E il Parkinson farà così. E l'altro sarà perso perché non è più nel qui e ora, nel presente. Perché il suo comportamento non gli permette, qui se ne può parlare e fantasticare, se ne può dire quello che si vuole. Per me quello che mi interessa è farvi capire che attraverso i movimenti ritmici, che sono veramente, dopo vi faccio vedere un esempio di movimento ritmico, come con la semplicità si può raggiungere degli obiettivi molto interessanti e veramente ragguardevoli. E quando dico così non vuol dire che voi prendete una persona che ha il Parkinson e gli passa il Parkinson, no. Mi potete mettere in condizione una persona che ha il Parkinson di controllare il suo movimento non controllabile, mi seguite? Permettete alla persona di riconoscere che lui può interagire in quel sistema che il medico gli ha detto non c'è niente da fare, solo prendere dei farmaci e speriamo che Dio ce la mandi buona, può fare qualche cosa e vedere il riscontro, il risultato. Se ne assume lui la responsabilità, o qualcuno della famiglia lo aiuta attraverso questi piccoli movimenti a cambiare quella condizione o quantomeno a mantenerla. Guardate il cervello alla 5ª settimana com'è e alla 40ª settimana, è ancora in pancia, d'accordo? E guardate appena nato i neuroni, quanti pochi neuroni, e guardate cosa succede al 2° anno, c'è la massima espressione di connessioni neuronali, cioè i neuroni si connettono al massimo all'età di 2 anni. Tutto questo serve a che cosa? A permettere al sistema neuronale di accedere a creare connessioni in tutte le aree del cervello, d'accordo? E questo è grazie al movimento. Senza movimento tutto questo non può esistere ed è fondamentale. Quindi un riflesso, vedete, può emergere, si sviluppa, ha un apice, la massima espressione dell'utilità in quel contesto, in quel momento, del servizio che fa quel riflesso per poi andarsi a integrare e a trasformarsi in qualcos'altro. D'accordo? E si trasforma in quello che diventa poi il riflesso permanente. Questo è un riflesso permanente che ho detto, perché a noi quello che interessa è lo sguardo sempre all'orizzonte. Quando noi ci mettiamo così è faticoso, provate a leggere così un libro, è dura, Abbiamo una tolleranza di 4 gradi a destra e sinistra sull'orizzonte per stare in una condizione di fisiologia. Così costa tanto. Ci adattiamo, compensiamo, certo, ma è faticoso. Pensate a un bambino quando invece di avere il foglio così, frontale, se lo mette così. Pensate che fatica che fa. Ma perché fa così? Non perché sceglie la fatica, è che non ha capacità di fare diversamente. Perché un bambino mette il foglio così? Perché fa fatica ad attraversare la linea mediana. Quindi lui si mette così e non la attraversa più. Perché attraversare la linea mediana gli costerebbe un sacco. Allora basta aiutarlo a fare delle piccole attività per aiutarlo a attraversare questa linea mediana. E questi sono bambini che rinascono e non ha più sforzo. Sono bambini che incominciano a leggere. Quanti figli vostri fanno fatica a leggere i libri? Voilà. Perché fanno fatica? Perché gli costa. Perché se ogni volta a leggere faccio un esempio, la linea mediana, basta, io leggo quello che sono costretto perché devo memorizzare una cosa, se no la maestra poi mi dà un brutto voto, ma non vado in cerca di quella cosa lì perché
E sono bambini che stanno 20 minuti lì e poi si alzano e devono fare qualcos'altro. Sono bambini che inventano qualsiasi cosa pur di non stare seduti là. E non lo scelgono loro, devono far così per sopravvivere. Guardate qui cosa succede qua. No, non serve audio. No, dimmi quando manca 10 minuti. Io se no sai che rischio di parlare. No, tu dimmi, qua un quarto. Sì, no, vamo. Sì. Allora, guardate cosa succede qua. E questo è interessante, molto interessante. Allora, il ghepardo lì ha beccato la preda. La preda sembra morta, l'avete vista? Non si muove, sembra morta. Lui, perché non la sbrana? Perché questi animali vanno in cerca di che cosa? Dei due organi più importanti, che sono il cuore e il fegato. Sono quelli che hanno più energia di tutti. Ma se lì l'animale sembra morto, a lui non è interessato, vedi? Lui gli dà il morso come dire svegliati, vuol vedere se lui è vivo. Vedi cosa fa? E questo non si muove. Secondo voi, quello lì ha scelto di non muoversi davanti al ghepardo? Ha scelto? Beh, dopo ne parliamo. Vedete che poi arrivano gli animali, vedete lui sembra morto, guardate. Questo qua passerà 5-10 minuti, guardate cosa succede. Sono arrivati in aiuto animali non del suo branco, comprendete? E questo qui, guardate cosa fa, tempo 10 minuti, op, torna in qua, un attimo di tempo, op, e riparte. L'animale, se voi quando vi dicono davanti a un animale fermati e fingi di essere morto, ma secondo voi, se c'è che ci sia un ghepardo o ci sia il finanziere, non ha importanza, è uguale per noi, È uguale, È uguale, non cambia niente, perché i nostri predatori adesso sono questi, non sono più i ghepardi, sono questi, quelli che vengono a dirti non hai pagato questo, della multa, e tu devi pagare, comprendete? Allora, quando voi siete così, il cuore secondo voi è tranquillo, beato o pompa a 100 all'ora? Vabbè, pompa a 100 all'ora, io vengo e sento e so che hai paura di me. E loro si nutrono di questa paura. Ma in quel caso là, l'animale, vi assicuro, aveva il cuore che batteva pochissimo. Perché? Perché il sistema biologico finge una morte, ma non è che di testa, la finge biologicamente. È l'ultima possibilità che ha quell'animale di salvarsi. Pensate che bellezza che la natura, che ci mette in quella condizione di poterci salvare anche all'estremo, all'ultimo. Non ci abbandona mai la vita, signori della corte, mai, mai, mai. Che voi ci crediate o no. E guardate qua, il dottor Porgia ha creato un po' questa conoscenza, io ve la spiego in 2 parole perché qua si potrebbe stare qua 3 giorni a parlarne, ma mi interessa passarvi il principio. Guardate, noi siamo in questa fase, quando siamo normali, siamo nella relazione, tranquilli, in pace, amici, tutti quanti, no? Poi a un certo momento incominciamo a essere un po' in stress, vero no? Che siamo un po' in stress ogni tanto. Allora passiamo dall'ansia, un po' di frustrazione, c'è del dispiacere, della rabbia, della paura, qua incominciamo a lottare o scappare, cioè la tensione è grande e forte, qui c'è il furore o il panico, gli attacchi di panico sono qua, sono la massima espressione dello stress. Lo stress cosa vuol dire? Mi sento minacciato e quindi devo sopravvivere. Cosa succede? Che a un certo momento o il cuore mi scoppia e succede di tutto, oppure il sistema cosa fa? Ha creato quella che è il parasimpaticonia dorsale. Cioè lì il sistema si dissocia, noi ci dissociamo, la nostra mente non appartiene più al corpo, il corpo va per conto suo e la mente è sconnessa. Quell'animale là esattamente era qua. Quindi c'è una bradicardia, c'è il respiro è basso, gli ormoni vanno tutto basso, è tutto basso ed è lì che il predatore va a sentire e pensa che l'animale è morto, non è interessato a quell'animale là. I gatti li avete visti quando prendono una preda? Ci giocano, la fanno saltare, perché? Perché devono andare a prendere, perché molto spesso? Perché molto spesso i predatori felini non vedono bene la preda, hanno bisogno della preda in movimento per vedere. Per quello ogni tanto ci dicono se tu stai fermo lui potrebbe non vederti, c'è una verità in questo.
Non voglio eliminare questa possibilità. Però quello che è interessante è questo. Quindi noi arriviamo qua, qui il sistema ci prepara a morire. L'avete mai visto una persona che muore? Avete mai assistito a una persona mentre fa il trapasso? Boh, che cosa succede? La persona, posso, ok? È più serena? Ok? No. Il vero trapasso, la maggior parte delle volte, adesso bisognerebbe entrare nel singolo caso, ma tendenzialmente, tu lo sai, uno sta male, ha dolore, a un certo momento lui ti dice sto molto meglio, ho meno dolori, 2 ore dopo se ne va. Il giorno prima Sì. Sì, ma questo è. È come se la vita dice, hai vissuto quello che hai vissuto, qua c'è il dolore ovviamente, qua c'è il dolore acuto, c'è ipersensibilità, e la medicina cosa fa? Morfina, avanti, ok, boh, d'accordo, io non discuto la morfina. Però l'idea della la fisiologia ha una sua soluzione, ti mette in questa condizione dove tutto si calma, tu ritrovi la pace, sei pronto a fare il passaggio. Poi se non ti serve puoi rientrare, solo che guardate, il rientro potrebbe essere un po' faticoso perché rientri, puoi passare attraverso di nuovo uno stress. E quando ci sono persone che vivono questo, cioè rientrano nello stress, poi questo stress li rilancia qua e di nuovo sono bloccati e sono quelle persone che sono presenti e non sono più presenti. Avete mai visto persone che ci sono e persone che non ci sono più? Qualcuno li chiama Alzheimer, qualcuno li chiamateli come volete. No? E tu basta che gli dai degli stimoli. Una persona, c'era una nonnina che aveva definita Alzheimer, effettivamente non rispondeva ai figli, non riconosceva i figli, gli ho fatto fare un movimento semplice, ma semplice, dei tergicristalli con i piedi. Lei faceva 5 minuti, neanche 5, 3 minuti questo esercizio e lei riconosceva il figlio. Ma perché? Unicamente perché questo permetteva di riconnettere delle fibre e riconnettere delle fibre che dal cervello profondo andavano a toccare la corteccia prefrontale, dove nella corteccia prefrontale c'è il riconoscimento dei visi. Se questa area è sconnessa tu non riconosci più nessuno. Non siamo bravi perché riconosciamo, è perché abbiamo un'area dedicata ed è connessa con le altre aree, per quello possiamo riconoscere il volto. Comprendete? È interessante questa cosa qui. Questa teoria di Porges, per esempio, la medicina oggi la abnega, dice che è una sua invenzione, ma io vedo che c'è una connessione così reale con il mio vissuto come terapeuta che è incredibile, ma veramente incredibile. D'accordo? Allora, questo riflesso che abbiamo visto è il riflesso di paralisi da paura. Comprendete? Quell'animale lì ha attivato questo riflesso per poter sopravvivere. Solo che quando lo attivi, come dire, quando è in piena attivazione questo riflesso ti blocca. Tu rimani, vi siete mai bloccati. La persona che davanti, il figlio che attraversa la strada e la persona rimane bloccata là. Semo, prendilo! Semo, prendilo chi? Non ce la faccio a prenderlo, sono bloccato. C'è chi davanti a un pericolo si agita. Chi è che di voi si agita davanti a un pericolo? Aiuto, dobbiamo fare così? Ma non un pericolo, anche davanti a un problema. Bisogna fare così? No. Avete mai visto persone così? Ma io ne ho viste di queste qua. E c'è gente che rimane impietrita. Vero sì che avete visto questa realtà. Tutto questo ha a che fare con i riflessi. Non stiamo scegliendo di rimanere impietriti o di agitarci. Rimane impietriti perché si attiva il riflesso di paralisi da paura, che ci permette di sopravvivere. Ma siccome ci siamo addestrati con questo riflesso, davanti a un pericolo, questa è la nostra miglior risposta. Mentre chi si agita davanti a un pericolo, vedremo, è il moro, non è questo riflesso, è il riflesso di moro che si va a attivare. Me l'abbiamo addestrato. Sapete questo riflesso a che settimana c'è nell'utero della mamma? Alla 5ª settimana. Vuol dire che alla 5ª settimana i nostri bambini dentro, cominciano ad estrarsi a questo riflesso, perché devono capire che pericoli ci sono e devono reagire, solo che se loro in pancia continuano ad avere stimoli eccessivi, loro addestrano così fortemente questo riflesso che quando escono lo usano.
Davanti a un piccolo evento loro, pum, piantano questa cosa qua. Guardate, sono bambini che hanno paura. Conoscete bambini che hanno paure? Wow, un po' di ansia, sono spaventati da qualsiasi cosa. E non parlo dello spavento della nonna che continua a dirgli Nini, non camminare scalzo, se no ci sono le vipere che ti morsicano i piedi. Perché sono queste le storie anche pericolose. Oppure, attento a non camminare scalzo che coi piedi freddi ti viene il raffreddore. Sono queste le storie, non sto parlando di questo. Rimanere nel dubbio, non saper scegliere, avere sempre la difficoltà di scegliere. Scelgo questo o scelgo quell'altro. Conoscete qualcuno? Voilà, la vergogna, le colpe, i sensi di colpa, il procrastinare, dire farò dopo, no, adesso no, faccio dopo. Conoscete queste realtà o no? Ma tutte queste hanno a che fare con questo riflesso e l'abbiamo educato alla quinta settimana. Possiamo fare qualche cosa oggi nel presente? Certo. Sono bambini che spesso non gli piace che voi li tocchiate, soprattutto se li sfiorate. Li potete prendere in maniera decisa, ma toccare, ti fanno così, lasciami stare. Avete qualche bambino così? Voilà, è così. Sono bambini tendenzialmente timidi, fanno fatica a fare un contatto visivo ben chiaro, scappano con lo sguardo. Non è che chi ha questo per forza ha l'RPP, ce l'avrà un po' attivo. La cosa interessante è che possiamo cambiare queste condizioni qua. Non è che siccome siamo così saremo timidi per tutta la vita. Possiamo cambiarle queste cose qua. Ho visto cambiare i bambini da così a così. Si può mettere in relazione il riflesso di paralisi parietal con la sindrome, con la SIDS, con la sindrome da morte infantile. Perché? Perché il feto, quando è lì, se viene continuamente bombardato, lui risponde a questo riflesso e il riflesso cosa fa? Sì, abbassa la ritmicità cardiaca, abbassa tutti che sono i valori vitali e se continuamente è abbassato c'è un momento in cui il sistema fa stop. Mi ha raccontato una mamma che una volta suo figlio l'avevano segregato da lei, ha detto non si preoccupi, questo qua piangeva e lei non sapeva cosa fare, non era una mamma ancora molto evoluta, ma insomma le hanno portato il figlio in una stanza e sentiva urlare, a un certo punto lei è entrata e c'era uno che la bloccava, il figlio, e quell'altro che, capite che questo bambino, se in pancia aveva già un po' attivato l'RPP, capite che lì, lo attiva alla grande. E questo diventa un condizionamento per tutta la vita. Diventa un condizionamento per tutta la vita. E non è tanto cosa abbiamo inoculato, è come l'abbiamo vissuta quella cosa qui, come l'abbiamo percepita. Comprendete? Questa è mancanza di rispetto alla vita. Chi è l'uomo per dire a un altro uomo cosa deve fare? Questa è la domanda. Bisognerebbe farci questa è la domanda a quei signori che hanno la verità, la loro verità. Chi sei tu per dirmi quello che devo fare io? Nessuno ha il diritto di dire a me quello che devo fare, mi seguite? Questo ha un valore però nel momento in cui io sono rispettoso della vita, perché se io rispetto la vita, la mia vita, so rispettare la sua vita e non farei mai del male a lei. Perché se uno dice, chi sei tu per dirmi, quindi io posso darti botte finché voglio perché faccio quello, non è questa la storia. Mi seguite? Questo qua è interessante perché si avvicenda a quello del riflesso di paralisi da paura, d'accordo? Ok, questo qua è giusto così se volete vedere il riflesso di Moore. Il riflesso di Moore ha due fasi, una fase è l'apertura, che è questa qua, apri, e poi chiudi. Lo vedete qua con un bambino, quando fa un rumore il bambino cosa fa? Fa così, inspira e poi pop, si chiude e fa questa cosa qua. Questo è un bambino che avrà 20 giorni. Quando tu lo fai cadere in velocità così, lui fa questo, vedete, fa così e poi chiude. Questo riflesso è fondamentale per la vita, perché? Perché io devo rispondere a un evento, ma dopo questo riflesso che mi permette, non come il riflesso di paralisi parietal che mi blocca, questo mi permette di mettere in una dinamicità. E il bambino che prende paura, che cosa fa nel secondo? Va a fare una presa. A chi si va a prendere? Alla mamma. Voi pensate agli scimpanzé, quando c'è il predatore che devono scappare, i bambini si attaccano alla mamma non li tiene, deve scappare, mi seguite?
E questo riflesso è fondamentale per sopravvivere. Un bambino appena nasce, se tu in un parto naturale, che vorrebbe dire accovacciati così, come quando si va in bagno, la mamma dovrebbe prendere il bambino, il bambino per nascere cosa fa? Fa un'estensione, e il moro è un riflesso, non è l'unico, ma è uno dei riflessi utili, nel momento in cui il bambino deve uscire, perché deve fare il primo respiro. Fa così, ma subito dopo deve attaccarsi, ed è quello che farebbe. E subito dopo il bambino, se tu lo metti nella pancia della mamma, cosa fa? Voilà mamma, cosa fa? Dillo forte. Striscia verso il seno. Chi gli ha insegnato a strisciare verso il seno? Ma si è addestrato in pancia, con il riflesso tonico asimmetrico, con il galan, sono dei riflessi che servono perché quel bambino lì va alla ricerca del seno e non sbaglia, non va verso il sedere, va verso il seno. Mi seguite? E quando va al seno cosa fa? Si attacca sì o no? E come fa a attaccare? Chi gli ha insegnato a attaccarsi al seno e a ciucciare? Chi gli ha insegnato? E lui si è addestrato in pancia. Quando fanno quelle pazzoidi di ecografie che stanno lì 20 minuti, guardi suo figlio col dito in bocca. Mi sono tutti addestramenti che il bambino fa, una follia però utilizzare la fotografia. Le ecografie sono pericolose, tra virgolette, voglio dire. Cioè, si fa il minimo indispensabile, perché oggi la tecnologia è a nostro servizio, ma è un trauma l'ultrasuono. È una violenza al bambino. E questo va a attivare il riflesso di paralisi da paura, perciò fatene 2, 3, basta e avanzano. E brevi, giusto per vedere che tutto è a posto. Non ogni mese, guarda tuo figlio, guarda che bel qua, il culetto qua, c'è il pisellino, non ce l'ha. Ma chi se ne frega? Perché tutti sono bombardamenti. Lì si attiva il riflesso di paralisi da paura e il moro, si attivano. Sono dei suoni fortissimi, 1 MHz, 3 MHz. Ci sono delle immagini, non l'ho portata, dove davanti all'ecografia il bambino fa un salto. Certo. Certo, gli arriva un coso, lei ha fatto il moro, apre e chiude, con lo spazio che aveva a disposizione. Vabbè, certo che sì. Comprendete? È per quello che è importante. Poter riconoscere ai nostri bambini, ma ripeto, i bambini da 0 a 99 anni, è facile, si può riconoscere dov'è che è ancora residente, resiliente un riflesso e si fanno delle piccole attivazioni, semplicissime, per far sì che questo riflesso possa integrarsi e ridurre tutti quei piccoli disturbi che sono presenti, che alle volte sono evidenti, alle volte sono solo compensati, ma sono presenti. Guardate qua, per esempio, per il moro. Scarso equilibrio, i bambini oggi hanno difficoltà in generale con l'equilibrio. Cattiva digestione, scarsa resistenza alla fatica, difficoltà a giocare con la palla, a prendere, sono bambini scoordinati, tu lanci la palla, fanno così. Una volta lanciavi le palle, ci giocava tutti a guerra mondiale, non so che gioco giocavate voi, palla prigioniera, palla muro, e non giocano più questi giochi qua, hanno il computerino e palla muro e giocano, che ne so io, comprendete? E questo è, problemi di sonno, quanti bambini hanno problemi di sonno oggi? Tanti. A me vengono un sacco di mamme che dicono non dormo perché mio figlio non dorme. E io cosa gli dico? Impari lei a cambiare qualcosa nella sua vita e vedrà che suo figlio, perché i nostri figli sono molto connessi con noi. Se noi siamo in stress, loro tendono ad assoggettarsi al nostro stress. Quindi la prima regola è sempre cosa posso fare io per cambiare la mia vita come genitore e questo farà un grande risultato. E poi cosa posso fare per lui? Perché nei 9 mesi in pancia, piuttosto che nei 2 anni di vita, ha avuto qualche difficoltà e lo aiuto. Mi seguite? L'asma, i bambini che sono molto ansiosi, sono ipersensibili ai suoni, alle luci. Questi genitori che mettono a 1 anno, 2 anni gli occhiali da sole sono, soprattutto se c'è un medico o un oculista o un ottico che gli ha detto metta che c'è troppa luce. Se c'è troppa luce non si va fuori, da mezzogiorno alle 3 non si va al mare a star là sotto il sole, è una follia, non si portano i bambini a quell'ora là. Ma questo non lo dico io, lo dice il buon senso. No, li portano e mettono gli occhiali, è una follia. Sono bambini per esempio che gli piace comandare, perché se io comando non subisco.
Se no fanno il contrario, subiscono, si fanno manipolare. Sono bambini che il bullismo, questo fa parte del bullismo. Sono 3-4 che si mettono insieme e comandano su altri che si fanno. Ma è questa la storia, ma da soli non valgono niente. Comprendete che tutto questo ha un valore. Comprendete? Io vi ho fatto vedere delle cose, ve ne potrei far vedere delle altre. Questo è il riflesso tonico simmetrico del collo. Guardate cosa fa, il bambino ruotate la testa e lui allunga lo stesso lato. Guardate, adesso girerà la testa a destra, guardate l'arto destro superiore e inferiore come vanno in estensione. Lo vedete? Hop, vedete? Hop. Da un lato fa così, dove giri si estendono e da questa parte qua si flettono. Questo serve perché? Perché questo serve per riconoscere il lato destro dal lato sinistro. È facile che questo riflesso non sia ancora ben integrato. Questo vi crea problemi? No. Sì, qualche vostro marito dice, ti ho detto di girare a destra? Sì, ma questo finisce là. Esatto, ma infatti con mia moglie è uguale. Gli dico, vai di qua per cortesia o segui quella macchina, così faccio. Sì, ma è normale. Ma non ti crea problemi importanti, ma questi sono dei segnali che non c'è stata una buona informazione per quanto riguarda questo riflesso. Non è solo questo, e questo è molto importante per la lateralità, riconoscere un lato destro da un lato sinistro. Per esempio, questo è un dato di fatto, questo riflesso ce l'hanno attivo sicuramente tutti i politici, che non sanno più quella a destra e la sinistra, ma non adesso, ma non lo sapevano neanche 40 anni fa, ce lo facevano intendere, ma non lo sapevano, perché andavano sempre trasversali, sempre, da 50 anni, 60 anni che si muovono così. Per esempio, guardate qua, difficoltà a fare i movimenti crociati e laterali. Questo è importante per la lettura. Questo è quello che ci permette di attraversare la linea mediana. Chi ha difficoltà di lettura o che mette i fogli così, e questo riflesso è sicuramente attivo. Non ho bisogno di fargli un test, so che è così. E lo attiverò con dei movimenti per aiutarlo a andare oltre questa possibilità. Sono bambini che hanno scarso equilibrio, ben si intende, che scrivono pigiando molto sul foglio. Chi di voi pigia tanto quando scrive? Voilà, io anche, Sì. Difficoltà di lettura, di grammatica, di matematica. Ho sempre bambini che si mettono sempre da un lato, tendono a spostarsi da un lato. Sono tutte cose con le quali si può lavorare con tranquillità, perché basta che un genitore impari a fare queste cose qui, si prenda il tempo 3-4 minuti al giorno, non serve di più, ogni giorno però si dà uno stimolo, e nel giro di un mese, 6 mesi, un anno, non ha importanza quando è il tempo, perché ci sono bambini più attivi che si risvegliano prima e bambini che hanno bisogno un po' più di tempo. Ma perché hanno bisogno più di tempo? Non perché sono più stupidi, ma perché hanno fatto delle esperienze neuronali di movimento ridotto o di traumi fisici o emozionali per cui il sistema non è andato a implementare sufficientemente una certa condizione. Mi seguite? È importante che voi comprendiate questo. D'accordo? Ok, questo è il simmetrico del collo, ma ormai questo qui era il bambino di prima, questo è il riflesso tonico simmetrico, è il bambino che aveva le gambe a V doppia per stabilizzare il bacino. E sono bambini che hanno tensione nel collo, nella colonna in generale, ma nel collo soprattutto, hanno difficoltà a mettere a fuoco le cose. Se il bambino che deve copiare dalla lavagna fa fatica, sta quei 10 secondi per mettere a fuoco da vicino e 10 secondi per ritrovare lontano, per esempio. Sono i bambini che prima o poi mettono gli occhiali per riposare gli occhi, no? Te lo dicono, perché fa un po' fatica e lo facciamo riposare gli occhi. Ma invece di far riposare gli occhi, cerca di capire perché lui fa fatica a mettere a fuoco. Perché gli sono mancati dei passaggi, lo aiuti, gli dai dei piccoli stimoli. E questi bambini ritornano a poter agire in maniera congrua con la fisiologia della vita, senza rallentamenti. Sono bambini che hanno scarsa coordinazione mano, fanno fatica a fare movimenti con la mano. Allora, provate voi adesso, mettetevi in piedi. Chi vuole, non siete obbligati. Allora, ascoltate il vostro corpo, in generale, nella globalità. Allora, mettete giù gli oggetti e provate a vedere cosa succede quando chiudete un pugno forte. Chiudete un pugno forte e guardate cosa fa il resto del corpo e poi lo riaprite. Poi fate 2-3 passaggi così. Ascoltate il corpo, gli arti inferiori, l'altro arto, la bocca, la lingua, la testa, se fa qualche cosa.
non serve che faccia un movimento, però avete la sensazione che vi viene voglia, voi lo state controllando, perché state compensando. Dovete essere onesti con voi. E poi fate con l'altra mano, stringete prima forte 2-3 secondi e poi mollate, e poi fate 2-3 passaggi così, e controllate se succede qualche cosa. E poi fatelo con tutte e due, stringete tutte e due e guardate. Potrebbero essere le dita che si muovono, le dita che si alzano, le dita che qualsiasi cosa succeda. Ok, potete sedervi. Chi vuole raccontare cosa gli è successo? Ma non perché, è solo per farvi capire, facciamo così, qualcuno ha sentito qualche cosa? Voilà. Ok, cosa vuol dire questo? Perfetto, cosa sentì? Posso... Di respiro, per esempio, questo è perfetto. Io faccio così, il respiro dovrebbe fluire. Se mi blocco è perché questo è disturbato da qualche cosa. C'ho un controllo che non mi appartiene perché non ha scelto lui di bloccare il respiro, è diventato automatico. Come chi chiudendo una mano ha sentito voglia di chiudere un po' l'altra, si è mossa l'altra mano. Perché? Perché siamo connessi, solo che noi dovremmo avere a una certa età, soprattutto verso i 12 anni, tutto sconnesso. Io potrei muovere qualsiasi parte del corpo ed essere completamente sconnessa dal resto. Mentre i riflessi, l'abbiamo visto prima, il bambino gira la testa e va in estensione dell'arto superiore e inferiore, perché questo serve per incominciare a riconoscere che c'è una lateralità, ma devo un momento toglierla questo, se no cosa succede a un bambino? Guardate cosa succede a un bambino. Il bambino va in bicicletta, avete presente? Questo riflesso è questo, io giro la testa, estendo questo arto ed estendo anche l'arto inferiore. Io vado in bicicletta, giro la testa a destra, cosa fa il mio braccio destro? Fa così, dove va la bicicletta? Va a sinistra, io voglio andare a destra e mi trovo e casco per terra. Sono i bambini che fanno fatica a imparare ad andare in bicicletta e quando hanno imparato, che fatica! Sono i bambini quando devono fare la curva, hanno capito, si fermano, scendono, girano la bicicletta e ripartono. Li avete mai visti? Li ho visti io, non sto inventando. Poi certo che dopo 2 anni che vai in bicicletta la impari, ma stai controllando. Qual è il problema? Che quando lui andrà in bicicletta e di colpo esce qualcuno, il riflesso si va a riattivare e farà così e cadrà. Allora, guardate che è molto importante questa cosa. Noi abbiamo 3 dimensioni nello spazio, d'accordo? La prima dimensione che è questo piano, lo vedete, dove io mi sposto in avanti e indietro. È fondamentale questo ricordo. I riflessi servono anche a far imparare al bambino a riconoscere che c'è un davanti e un dietro. Il davanti è il nostro futuro, il dietro è il nostro passato, è quello che andrò a conoscere. E incomincio ad allenarmi, a sperimentare che la vita è incontrare qualcuno. Quindi è una linea, è un'intelligenza dell'attenzione, della partecipazione. Vado a partecipare o scelgo di non partecipare. È importante riconoscere che abbiamo questo piano, fondamentale, è il piano della comprensione ed è proprio questa dimensione della focalizzazione. Succede quando il bambino, come diceva prima, è focalizzato su una cosa e perde il contesto generale. Da un punto di vista sonoro è il bambino che abbiamo visto prima che non ti sente, tu lo chiami e non ti sente, ma è il bambino che fa una roba e non è capace di farne un'altra. Noi maschietti abbiamo tendenza a essere fissati un po' là, ne facciamo una bene, invece le donne ne fanno 3 un po' meno bene di noi, posso dirlo? 3, no, vabbè, non lo dico, non lo dico, no, voi ne fate 3 come noi no, una sola, voi 3 benissimo come noi, d'accordo? No, ma questa è la storia, è vero, c'è un po', no, voi siete effettivamente dei multitasking, ma è giusto che sia così, perché siete mamme ed è bene che voi abbiate questa opportunità, perché noi dobbiamo focalizzarci nella protezione della famiglia, voi dovete veramente avere la capacità di interagire nella relazione in tutte quelle che è l'alimentazione, la relazione, tutto quello che è il comportamento. Se noi andiamo avanti, guardate, ecco, per esempio, questo riflesso qua, che è il riflesso tonico simmetrico, ci permette di organizzarci su questa fase di anteriorità e posteriorità. Chi ha difficoltà, non è solo questo riflesso, ma vi faccio un esempio, chi ha difficoltà in 2 o 3 riflessi che lavorano su questa dimensione di focalizzazione, avrà dei problemi a partecipare. Sono i bambini che tendono a starsi da parte, sono i bambini che la maestra arriva in classe e dopo 3 ore dice: ma Francesco dov'è? È là sull'angolino da solo, no? Non partecipa, sta là, no?
Se poi questo è anche il riflesso del paralisi paura attivo, capite come avrà ancora più difficoltà. E sono dei bambini un po' timidi. Non è timidezza quella là, è difficoltà a entrare in una relazione. Allora, guardiamo un'altra dimensione. Questa è la dimensione della centratura, quindi c'è una divisione tra l'alto e il basso. Il bambino deve riconoscere che ha una parte superiore e una parte inferiore, d'accordo? E questo ha a che fare con la mia stabilità. L'alto e il basso, io se voglio stabilità cosa faccio? Mi abbasso, così sono più stabile, siamo d'accordo? È chiaro questo? Se voglio partecipare invece vado avanti o vado indietro. Questo mi dà la capacità di riconoscere dove sono io nello spazio, incomincio a riconoscermi come entità prima di andare a incontrare l'altro. Il moro, l'abbraccio del moro, quindi soprattutto la seconda fase ha a che fare, questa è la parte del cervello, le organi della base soprattutto, ma questo mi permette di stabilizzare e organizzarmi nella vita. I bambini che andate nella camera da letto dei bambini è tutto un casino, non sanno organizzarsi, metti a posto, non ce la fa. E lui cosa ti dice? Anche il marito dice così. So io dove sono le cose, io nella mia confusione capisco tutto. Se metti le mani io non capisco più niente. Vero o no che succede questo? Ma sì, mi sono quelle persone che fanno fatica a organizzarsi. E sono le mogli che quando si devono andare in vacanza sono loro che prendono il biglietto dell'aereo, sono loro che prendono l'albergo, sono loro che tengono i soldi. Sappiamo come funzionano le cose, no? Ma i riflessi sono una parte interessante di tutto questo, perché poi è l'addestramento che noi facciamo negli anni, dove i riflessi vanno un po' a disturbarci, e questo addestramento che poi ci condiziona nella vita. Ma possiamo cambiarlo questo è interessante. Questo ha a che fare la dimensione della lateralità, quindi il lato destro dal lato sinistro, d'accordo? Questo è importante, è l'ultima fase del cervello. E questo parla dell'elaborazione, di come io elaboro tutte le informazioni e posso entrare in una comunicazione, quindi un'espressione della lettura dell'ambiente intorno a me e soprattutto anche dell'interpreto. Posso interpretare se lui ha una faccia da cattivo o no, posso vedere che lei è una persona, posso fidarmi o no. Posso incominciare a guardare le cose e leggere a livello interpretativo utilizzando tutte quelle che sono le mie conoscenze. Ok? Questo è il riflesso tonico asimmetrico, vi ho detto che utilizza la conoscenza del lato destro col lato sinistro. Ok? Ed è legato alla corteccia cerebrale. Voi capite che qui, se noi guardiamo con una freccia che va da qua verso l'alto qua, voi capite che la lettura, la scrittura e la matematica è l'ultimo livello con il quale noi possiamo accedere rispetto alle nostre performance. Io prima ho bisogno, questi sono i riflessi miei primitivi neonatali e questi i riflessi posturali. Prima i riflessi, io non sono niente, il feto è zero. I riflessi permettono al feto di incominciare a muoversi, poi la mamma mi aiuta perché muovendosi la mamma aiuta il feto a muoversi e il feto quindi è agevolato dalla mamma ma dai riflessi a muoversi. Una volta che esce succede qualche cosa, io vado a stimolare il mio vestibolo, il vestibolo è il mio equilibrio. Voi sapete come fa una mamma a stimolare il vestibolo del bambino? Ma già in pancia. La mamma che si muove stimola il sistema vestibolare del bambino. Al quarto mese il sistema vestibolare comincia a lavorare e l'equilibrio comincia a farsi al quarto mese di gravidanza, non dopo. Non è questo l'equilibrio. D'accordo? L'equilibrio è dove i canali semicircolari, tutte le persone che hanno nausee, spesso vomiti e così, hanno ancora il sistema vestibolare che non è ancora completamente maturo. Perché non hanno fatto sufficientemente esperienze o ne hanno fatte esperienze un po' distorte che hanno disturbato il sistema. Cioè il sistema ha memorizzato una distorsione e quindi ogni volta che c'è un'accelerazione il sistema prende paura e per sopravvivere va a bloccare quel movimento. Mi seguite? E poi pian pianino c'è la parte motrice, d'accordo, con i movimenti omologhi, monolaterali, però c'è tutta una catena di informazioni che devono funzionare per poter arrivare a una lettura. Ma se io ho un bug qua, non riesco ad avere una lettura fluida, non potrò mai averla. Allora cosa si fa? Si prende il bambino, lo si accompagna dove c'è stato questo movimento non congruo, lo si riaccompagna là, lo si va a ristimolare per far sì che questa parte ritrovi un'armonia e per cui poi lui possa risalire a una lettura che diventerà facile e sarà un bambino che prenderà volentieri un libro in mano, mentre prima l'avrebbe fatto solo perché era costretto.
Boh, perciò adesso rivediamo le foto, questo qua l'avete già capito, questo qua è una bambina che aveva un problema, e anche questo, un riflesso asimmetrico del collo, non attraversare la linea mediana, ha trovato la sua soluzione. Gli occhi vedono solo da una parte, non hanno bisogno di andare dall'altra parte, vedono sempre in una direzione antero-posteriore e non latero-laterale. Ok, questo qua è un riflesso tonico simmetrico del collo. Il bambino si mette così perché è ancora attivo questo. Lui quando estende il collo, d'accordo, lui estende le braccia e le gambe tenderebbero a flettersi. Ma lui quando deve guardare lontano e poi deve andare vicino, quando deve andare vicino le gambe andrebbero in estensione e lui cosa fa? Si alza un po', oppure sono i bambini che disegnano così, stanno in piedi, escono dalla sedia, perché non ce la fanno a stare seduti? Perché quando loro vanno a flettere la testa devono estendere le gambe, non hanno altre possibilità. Se no devono compensare, ma gli costa un sacco di energia. Poi questo è il riflesso spinale di Galland, d'accordo? Ok, vabbè, questo è giusto per dire. E questo è un riflesso anfibio, questa bambina è così perché è riflesso anfibio attivo, non ce la fa a fare la flessione dell'anca. Basta stimolarla per 1 mese, 2 mesi, forse 3, 6 mesi, e la bambina va a recuperare questo e il carponi è fondamentale, perché il carponi è fondamentale per permettersi poi di mettersi in ginocchio e in piedi, per la stabilità del bacino e delle spalle. Il carponi tu dai stabilità al bacino e alle spalle. Se ti manca quell'appoggio là, tu avrai debolezza e avrai spesso, poi andai a incontrare nella fase adulta, problemi alle cervicali, per esempio le lombari, instabilità, ernia al disco, piuttosto. Ho detto che se ci sono sempre ernia al disco, se non è, avete capito che non è questa la storia. Ma la cosa interessante è capire che puoi accedere a questa informazione per cambiare la tua postura oggi, a 90 anni come a 2 mesi. E lo stesso qui, sono tutti i riflessi plantari di Babinski che sono attivi e rimangono così, e si possono cambiare. Anche qui c'è il tonico labirintico, queste qua. Questo è il movimento ritmico, questo lo vedete su questa bambina. Questo qua è molto semplice, questo qua è un movimento ritmico, sono semplicissimi. Con questo movimento qua, ogni giorno per 2-3 minuti, non solo questo, ce ne sono 14 movimenti ritmici più altre attività. Ma tu facendo così, questo più altre cose, per 2-3 minuti al giorno, tu puoi cambiare la vita di qualcuno. Noi tra l'altro abbiamo organizzato per giugno, anzi per luglio, dopo magari do a Francesca, faremo 3 giorni dove invitiamo bambini che hanno disabilità, perché tu chiaramente a un bambino che ha una disabilità gli dai un potenziale, ma questo serve a un bambino che tra virgolette è sano, è bravo a scuola, e se tu lo stimoli, capite che gli offri sempre delle opportunità in più di usare il suo potenziale. Un bambino che è in difficoltà gli offrirai un potenziale che apparentemente sarà minore, ma non lo è in realtà, non lo è. E noi abbiamo organizzato adesso per la prima volta in Italia, a luglio, faremo 3 giorni dove invitiamo bambini gratuitamente, accompagnati dal genitore, a fare, perché siamo già in Italia, siamo già un 15-20 persone che lavorano con i riflessi, quindi ho organizzato questi 3 giorni. Chi vuole, chi ha il bambino, deve venire anche il genitore, ovviamente ci sarà una quota che è il mangiare, insomma, che siamo in questo agriturismo, e stiamo là 2 giorni o 3 giorni insieme, lavoriamo con i bambini, con i riflessi, ma non solo con i riflessi, daremo anche delle informazioni ovviamente, perché per far aiutare questi genitori a uscire da questo paura di questo, paura di quello, tutte queste paure, perché le paure servono ad attivare il riflesso che ti blocca o ti agita, ti mette in una condizione di stress, e lo stress, abbiamo visto, ti toglie dalla possibilità di accedere alla tua memoria, alla tua parte cognitiva, e ti bloccherà, ed è questo che vogliono che nella nostra vita. Chi vuole, ma noi siamo schiavi attraverso la paura, attraverso l'isolamento, e poi attraverso la paura. Sono i due meccanismi con i quali ci stanno schiavizzando, e stanno riuscendo bene, sono bravi, per carità, sono molto bravi. Ma se noi abbiamo questa consapevolezza, non basta altro che stare insieme, unirci, passarci l'informazione e uscire da questa paura che è fittizia. Perché se noi guardiamo la natura intorno a noi, la natura è meravigliosa, è magnanima con noi, ci offre sempre il meglio.
Se noi guardiamo il dato manipolato e il Bin Laden, i lettori gemelli, tutto quello che ci hanno creato intorno, ma questo è una realtà, non è che si possa escludere questa, ma questo è quello che creano gli altri, ma la vita non è questo, la vita è qualcos'altro, La vita, e noi possiamo andare in quel qualcos'altro. Questo qua è un'attività che è molto interessante, che l'abbiamo portata per la prima volta in Italia l'anno scorso e la riproponiamo quest'anno. E questa attività con le palle, guardate cosa fanno questi ragazzi qua. È un lavoro con delle palline e con dei sacchetti. La cosa interessante è che tutti questi lavori qua servono, capite che queste bambine in questo momento stanno creando un ritmo con le palline, perché il ritmo è fondamentale. Nella nostra vita il ritmo è fondamentale. Oggi siamo tutti in accelerazione e siamo tutti lontano dal nostro ritmo originale e bisogna riprenderlo questo ritmo. Qui c'è un ritmo, ma pensate a questa bambina cosa fa? Sta continuando a attraversare la linea mediana, sta facendo un sacco di attraversamenti della linea mediana, sta guardando, focalizzando una pallina ma non deve perdere le altre, capite? Sta continuando a lavorare su tutti e tre piani. Adesso vi faccio vedere il prossimo video, questo qua. Queste sono le scuole in America, fanno queste, perché questa cosa qua è portata dall'America, è da anni che l'America la fanno, io in Italia è la prima volta, che abbiamo portato l'anno scorso, e questo si chiama Balavisix, ed è un lavoro sull'audizione, sulla visione, ed è un'attivazione incredibile perché è divertente, perché sono 300 esercizi dove tu lavori con queste palline o con questi sacchetti, puoi lavorare da solo, puoi lavorare in coppie, in 4, in 10, in 20, in 60, si può fare dei giochi bellissimi con tante persone, dove tu continuamente lavori su quelle famose tre dimensioni, avanti, indietro, destra e sinistra, alto e basso, che è fondamentale. Oggi nelle scuole, quando tu vedi che i ragazzi di una classe sono un po' distratti, tu prendi le palline, dai che giochiamo, 10 minuti loro mollano, si tolgono da quella routine che li appesantiva, fanno un lavoro, un gioco che è fondamentale, dove si divertono, ma è un gioco intelligente perché è un gioco dove continui a stimolare il sistema nervoso attraverso il divertimento, con tutte queste linee, attraverso il ritmo, l'audizione, l'aspetto visivo, il tatto, il contatto e tutto questo lavoro antero-posteriore, alto e basso e destra e sinistra. Vedete cosa si fa? Queste cose qua non è difficile da fare. Se io adesso volevo portare le palline, poi ho detto no, che vi fuori un casino, è meglio di no, però sono cose che tu sembrano apparentemente facili, non lo sono, ma lo diventano nel momento in cui ovviamente tu ti metti in gioco attraverso la sperimentazione, perché è tutto qua. Quindi quello che noi proponiamo è, stiamo proponendo nella scuola un po' di queste informazioni qui, le stiamo già facendo a Fontana Fredda, voi sapete a Fontana Fredda, da ottobre siamo partiti con degli insegnanti, già dopo 3 mesi gli insegnanti hanno dei riscontri interessanti. Perché? Perché c'è una maestra che mi ha detto che lei segue 3 bambini in classe che sono un po' pesantini, tra virgolette, no? I dislessici e quant'altro, ha detto che non ha mai avuto in 3 mesi così tanti risultati rispetto a anni passati dove lei per fare delle attività stava anche 1 anno o 2 prima che questi apprendessero. Quindi è rimasta strabiliata e meravigliata da questo lavoro perché è molto semplice. E quello che è il nostro interesse è poter fare in modo che nelle scuole possa accedere a queste informazioni qua, che queste informazioni sono utili per gli insegnanti perché hai uno sguardo diverso in classe, ma soprattutto i genitori che si possono cominciare a prendere una vera responsabilità. Che cosa faccio con mio figlio? Invece di tornare a casa e dargli il tablet, torno a casa e faccio un'attività con lui. 3 minuti, faccio 2 o 3 movimenti ritmici, prendo 2 palline e ci gioco con lui, faccio un gioco, mi diverto io, serve a me, serve a lui, entro in una relazione perché la cosa importante è anche che quando un genitore viene a fare il corso, quella cosa interessante è che lui poi si mette in discussione e si mette in relazione col figlio, perché molte volte i genitori per problemi di lavoro o quant'altro hanno una relazione non vicina col figlio. È molto dialettica ma non è corporale, no? Invece così hai 5 minuti che dedichi ogni giorno a tuo figlio, stai là, fai tu qualcosa per lui o gli insegni a fare, e potrebbe essere uno scambio perché con i ragazzi di 10 anni io faccio a te, tu fai a me, comprendete? Ti può diventare uno scambio e questo io credo che questo è il mio obiettivo di portare in Italia questa cosa qua perché sui riflessi primitivi in Italia non c'è niente di strutturato.
ci sono solo degli spot, ci sono qualcuno che fa un corso così, mette delle cose. Io quello che vorrei invece è portare avanti una dinamica di conoscenza. Noi stiamo facendo in Italia questi corsi e chi vuol venire può accedere e diventare consulente, cioè apprende, può diventare consulente e può diventare, perché no, istruttore, voglio dire, e perché per me c'è bisogno che siamo in tanti a passare informazioni semplici con le quali chiunque può accedere, chiunque, non c'è bisogno di avere delle conoscenze. Le conoscenze si fanno nel campo, se io però ho bisogno di apprendere qualche cosa evidentemente, vi assicuro che sono delle cose veramente interessanti che succedono. Io a settembre faremo anche la prima giornata nazionale sui riflessi primitivi, la faremo, adesso troveremo un posto. Perché? Perché ho la possibilità di avere qui l'insegnante australiana, che è una delle più grandi conoscitrici dei momenti ritmici a livello mondiale. Siccome lei è stata una mia insegnante, lei viene qua a fare un corso in Italia e gli ho chiesto se lei la domenica, lei si è resa disponibile, quindi faremo l'ultima domenica di settembre, faremo una giornata, poi dirò a Francesca, si siete invitati tutti quanti, voglio dire, credo che sia una bella cosa perché lei veramente ha delle competenze, delle conoscenze, una sensibilità veramente incredibile. E così ci saranno 3-4 relatori che parleremo non solo di movimenti ritmici, parleremo anche di visione, magari sulla vista, problematiche di audizione e così. Faremo una cosa molto interessante. Beh, è tutto qua. Io qui mi sono permesso di stampare delle cose, qua ci sono delle date dove facciamo delle attività, ho chiesto alla Francesca il permesso, poi può essere anche che possa venire qua anche a fare delle cose, perché no? Non è un problema, io sono disponibile a muoversi. E quello che chiedo a voi, se voi siete insegnanti o conoscete gli insegnanti, io mi rendo disponibile ad andare nelle scuole. Sono già andato in una decina di scuole. Andare cosa vuol dire? Andare a chiacchierare un'ora con insegnanti e genitori. Se c'è qualche illuminante dirigente, ce ne sono non tanti in questo momento, però quelli che ci sono, e sarebbe da sfruttarli. Io mi rendo disponibile ad andare a fare una chiacchierata per far capire l'importanza di mettere in gioco i genitori nella relazione, perché oggi il problema qual è? Il genitore giudica l'insegnante perché suo figlio non è capace l'insegnante si difende dicendo beh sei tu genitore che non sei capace si creano meccanismi distorsivi che non servono al bambino e a nessuno, mentre così c'è la possibilità di dialogare con lo stesso linguaggio, ma tutti insieme a favore di questo bambino che è in difficoltà, ma sappiamo che la difficoltà non deve identificarsi, non bisogna identificarlo in quella difficoltà, la difficoltà è semplicemente una incapacità di avere espresso a completo potenziale e quindi invece possiamo ridonargli tutto il potenziale, tutte le opportunità che ha e questo nella semplicità e con la gioia. Ok.
domanda. Sono felicemente dislessico e vorrei avere la sua visione del dono. Che lui è felicemente dislessico, questo è importante come testimonianza, vuol dire che la dislessia, uno non sopravvive, uno vive con la dislessia, boh, tutto là. La dislessia per lei che cos'è? Sì, no, d'accordo, la definizione, dislessia vuol dire che inverte delle parole. Ok, l'inversione. Allora, per esempio, scusa, no, giusto per fare un esempio. Non so se ci sono dei Sì. No, ma non ha importanza. Tu li vedete questi qua, no? Boh. È la stessa figura che si inverte, d'accordo? Che tu la giri o sopra sotto o destra sinistra. Mi seguite? Allora, adesso io non posso parlare del suo caso perché bisognerebbe fare dei piccoli test, ma l'idea qual è? Quando c'è un'inversione, per esempio, di lettura, io ho messo queste lettere per semplificare, ma questa qua è una PA piuttosto che una DA, d'accordo? Piuttosto così. La difficoltà qual è? Che se tu fai fatica a attraversare, gli occhi fanno fatica a attraversare e vanno a leggere così. Guardate, perché bisogna avere un po'... Questo... Ok, aspetta. No, lo scrivo qua in alto, sì. Ah, questo è libero, va, perfetto. Guardate. Qua così va bene? Questo è l'occhio destro e questo è l'occhio sinistro, d'accordo? Che sta guardando un foglio, d'accordo? Seguite? L'occhio sinistro guarderà di qua e l'occhio destro guarda di qua, d'accordo? Allora, per leggere, la lettura noi in Italia la facciamo da sinistra a destra, siamo d'accordo? Allora, se questa persona, per esempio, ha un occhio dominante sinistro, il suo occhio che lo guida è il sinistro. Lui farà fatica a leggere così, perché il suo occhio tenderà a guardare sempre di qua. Se questo poi ha un riflesso tonico, per esempio asimmetrico, dove c'è il problema del P e il D, io, siccome sono costretto a leggere di qua, intanto sono nello sforzo di leggere di qua, questo sforzo abbinato a uno o due riflessi ancora attivi fanno sì che io non ho la fluidità nella lettura, per esempio, e inverto. Oppure, per esempio, il tonico labirintico, che è quello, sapete quello che vi ho fatto vedere l'immagine di quello che per evitare la lampadina, che viene mal di testa o le vertigini, è quello che mi permette di riconoscere un alto e in basso, quindi io faccio fatica, per esempio ce la faccio ancora lo sforzo, però non riesco a mantenere la linea, ho sempre bisogno di mettere un dito per seguire, se no perdo il segno. Perché la dislessia ha vari, c'è l'inversione, non la fluidità di lettura, la perdita, no? Ci sono vari livelli, d'accordo? Quindi anche questo, per esempio, è interessante capire un bambino che è dominante di sinistro, e qua sarete in tanti dominanti di sinistra e non siete tutti dislessici, comprendete? Quindi, e lui l'ha detto, sono felicemente un dono. Perché è un dono? Mi è interessante quello che ha detto, e complimenti, perché viverlo così, perché è la vita che ti offre, questa è un'opportunità che la vita ti dà. È il sistema che poi ti giudica inidoneo perché tu non sei come tutti gli altri. Ma in realtà il Signore sicuramente in questa difficoltà di lettura ha il dono di avere la sensibilità per qualcos'altro. Mi seguite? La cosa interessante qual è? Che questa cosa qua bisogna vedere se dipende da una dominanza, se dipende da dei riflessi ancora attivi, si può lavorarci su queste cose qui, assolutamente sì. Per esempio il lavoro di Balavisix potrebbe essere interessantissimo per questa cosa qua. Perché costantemente tra i sacchetti e le palline io continuo a lavorare destra e sinistra, sopra e sotto, avanti e indietro, mi seguite? E per i bambini è un divertimento, e invece di fare tanti esercizietti, le aste, le cose che si facevano una volta alle elementari, tu fai un lavoro di divertimento e i bambini acquisiscono delle capacità, delle peculiarità che dopo si vanno a esprimere a livello comportamentale, sia dal punto di vista didattico, quindi nella scuola, ma anche comportamentale. Sono i bambini che si acquietano, possono stare seduti per un'ora tranquilli, mentre prima, dopo 20 minuti, erano già agitati. Perché è il bambino? Perché si agita il bambino? Perché non è a suo agio, è un po' ansioso. Vi ricordate
la curva che ho fatto, è un po' ansioso, c'è un po' di stress perché si riconosce nella sua difficoltà ma non riesce a fare diversamente, è un po' ansioso, come fa a star fermo? E tu lo giudichi perché si muove e stai fermo e sei sempre il solito e guarda gli altri, sei sempre confrontato con, e questo diventa un massacro, mi seguite? Quindi è fondamentale anche riconoscere le dominanze, per esempio, non solo i riflessi. Quello che stiamo facendo in questi 6 mesi, io da 2 anni che ci studio, ma in questi 6 mesi, è proprio proporre queste conoscenze che vanno bene all'insegnante per smettere di giudicare e piuttosto supportare un bambino con un occhio dominante sinistro, lo aiuto a far lavorare meglio i 2 occhi. E se ho un riflesso tonico simmetrico dove faccio fatica a focalizzare vicino e lontano, con una dominanza così a voglia, vado a nozze, faccio difficoltà per forza. Allora, cosa posso fare? Invece di mandarlo a fare tutti quei percorsi da psicologi e quant'altro, si può lavorare in classe ogni giorno 5 minuti e a casa 5 minuti, non serve tanto e si fa un lavoro incredibile, perché l'incredibile del lavoro è che è inutile che vada a fare 2 ore alla settimana dal logopedista piuttosto che dall'ortottista, non ha importanza da chi, non che non serva, serve, ma il problema qual è? Se io esco da quell'ora e poi uso i miei occhi come ho fatto un attimo prima di fare il lavoro là, non funziona. Se invece ogni giorno do uno stimolo di ripristino a una funzionalità fisiologica, questo capite che ha molto più valore. È molto meglio fare 5 minuti al giorno che 35 minuti una volta alla settimana, comprendete? È lo stesso tempo, ma ha una valenza completamente diversa. È come se io non ho mangiato una settimana, allora mi posso mangiare 7 porzioni di pasta, ma non funziona così. La biologia non funziona così. Ha bisogno di ogni giorno un piatto di pasta. Oddio, si dice un piatto di pasta, ma per modo di dire, beh, d'accordo, non sono qui assolutamente a sponsorizzare nessuno. D'accordo? No, giusto per come si può guardare la cosa. Ci sono tantissimi modi per guardare la cosa. La cosa importante è sentire che c'è un dono della vita e di chiedersi cosa faccio di questo dono. E al mio servizio cosa faccio? Qual è l'insegnamento che la vita mi vuole offrire con questo dono qua? È interessante, perché se sto in questa energia è lì che è facile che non mi giudico più e se imparo a non giudicarmi è facile che non giudico più gli altri, perché so che gli altri sono il miglior loro che possono essere, anche se il loro comportamento non è quello che mi piacerebbe, perché io come papà, un bambino che si muove di 5 minuti, che mi dice papà dimmi qua, e mi rompe un po', d'accordo, la domanda è perché fa così? Qual è il suo bisogno? Quali sono i suoi bisogni? E cosa posso fare io per acquietare quest'ansia? La prima cosa qual è? Acquieto la mia ansia di genitore. E dopo che l'ho acquietata mi rivolgo a lui e lui è già cambiato e dico, urco, che meraviglia! Voilà, ma è così la vita, è semplice. È molto più semplice di quello che appare. Grazie della domanda. Qualche altra domanda? Nei problemi dei bambini con difficoltà relazionale, parlo bambini aggressivi oppure proprio oppositivi, provocatori, questo lavoro ha una chance? Sì. Abbiamo visto col Moro. Sì. Chi ha un Moro ancora attivo, l'abbiamo visto, ha 2 possibilità, è l'apertura o la chiusura. Sono bambini che manipolano, quindi diventano aggressivi, rispondono con aggressività, perché è il discorso dell'animale. Il gatto davanti a un cane cosa fa? No, prima di scappare, non scappa il gatto, no. Cosa fa? Si gonfia, che cosa dice l'altro? Oh, ma hai visto chi sono io? C'è un adattamento, gonfia, dice, oh, stai attento a chi sono io. E così, e quell'altro fa uguale, dice, se mi sento attaccato perché percepisco, non c'è un vero attacco, ma lui è così in risonanza, è alterato nel percepire gli stimoli esterni come un attacco, e lui l'attacco o attacca prima lui, oppure scappa. Quindi o fa il timido e si ritira sempre, non dice mai quello che pensa, subisce le cose, oppure quello che ti viene addosso, ti fa di tutto, diventa quello che viene definito il violento, mette le mani addosso, fa così perché è un modo per sopravvivere. E certo che si possono fare delle cose meravigliose con questi bambini. Perché tu non puoi dire a un bambino non reagire, perché è una risposta di sopravvivenza questa, automatica, non sta scegliendo lui aggredire, è l'istinto che gli fa fare così, perché sta percependo un pericolo.
Quando percepiamo un pericolo, noi o attacchiamo, o scappiamo, poi abbiamo visto c'è la terza, che è quella di rimango congelato, ma quella di solito non arriva su, arriva perché sono arrivato a uno stress così alto per cui poi mi blocco là. Ah sì, si può lavorare. Però la cosa più importante è sempre farsi la domanda a se stessi, dov'è che io ho le mie paure? Come genitore, mi seguite? Perché è un lavoro che è bellissimo questo lavoro, perché attraverso i nostri figli impariamo a riconoscerci anche. Perché i nostri figli sono uno specchio della nostra anima, per forza. Un bambino quando nasce ha la mamma di riferimento a 9 mesi in pancia, poi ha la mamma ancora per un po' di anni, ogni tanto c'è anche sto papà, una volta c'erano i nonni, adesso fortuna, quando avete i nonni, fortuna perché i nonni oggi sono wow, mica da ridere, eh? Chi ce li ha deve solo dire grazie a qualcuno, boh, chi ce li ha, loro imparano osservando. Tu puoi dire a un bambino a parole 100 cose, se tu gli dici di fare una cosa mentre tu ne fai un'altra, lui impara quello che fai, non quello che gli hai detto, ne frega niente quello che dici. Quindi ha bisogno di imparare il comportamento, perché lui deve entrare nella società e deve imparare a muoversi come fai tu. Il problema è che la nostra società è così malata che si ammalano. Allora la miglior cosa qual è? È fare del nostro meglio. Il nostro meglio è, se sento che qualcosa non va nella mia vita, la cambio. Mi metto in gioco io per primo siete qui, voi che siete qui, vi siete dati 2 ore di tempo stasera per imparare qualche cosa. Chi vorrà, ci sono dei piccoli corsi da fare, sicuro, per approfondire, beh, quello d'accordo, ma siete già qui, siete già dei genitori o degli umani che hanno una consapevolezza importante e da qui io l'ho sempre detto a Francesca è una meraviglia insieme alla famiglia per quello che stanno facendo, perché da qui si parte a cambiare quello che c'è intorno, da qui stando insieme e parlando, scambiandoci le informazioni, le esperienze, è da qui che bisogna partire, non c'è altra possibilità. Abbiamo visto i vertici cosa fanno, i movimenti 5 stelle, 6 stelle, le sardine in scatola, non in scatola, è sempre la stessa storia, non cambia, saranno sempre uguali. Ci danno lo specchietto della lode per far vedere che, ma ci sono loro adesso. Loro cosa? Abbiamo visto cosa fanno questi signori della corte. Ma non è un giudizio questo, è una constatazione. L'idea qual è per me? Che ognuno deve cambiare quello che dentro di sé non va. Questo è. Quello che non mi piace di me lo trasformo. Come lo trasformo? Mettendomi in gioco qua, chiacchierando, mettendomi in gioco attraverso la conoscenza. E questo è un contributo fondamentale per i bambini, ma non solo i nostri figli, tutti i bambini, tutte le persone che incontriamo, i bambini da 0 a 99 anni. Io volevo chiedere se ci può essere, o se c'è, una correlazione o relazione tra quello che mi ha presentato questa sera e la psicomotricità. Sì, no, assolutamente sì. Ci sono varie branche della psicomotricità, ma voi capite che psicomotricità vuol dire movimento, fondamentale. La psicomotricità ha, come dire, il limite, se ce l'ha, per qualche operatore che non ha la conoscenza dei riflessi. Ma ci sono delle persone invece che hanno questa conoscenza, perché quello che è importante, l'avete capito che quello che è importante è muoversi. Quando mi vengono a dire, ma lei cosa pensa mio figlio, che sport deve fare? Qualsiasi sport, purché lui sia felice, che lo scelga lui, perché se lo sceglie lui è motivato, no? L'importante è muovere, perché lo sport ha questa prerogativa di mettere il corpo in movimento, di aiutare l'integrazione, perché io non l'ho detto, ma ogni riflesso ha uno schema motore. Per esempio questo schema motore è quello di riflesso, avete visto, tonico asimmetrico. Se io faccio costantemente questo qua, cioè creo lo schema e lo ripeto, questo mi permette di integrare il riflesso. Capite in quanti giochi avete tiro con l'arco? Quando tu fai il tiro con l'arco stai riequilibrando questo riflesso, semplicemente perché ti metti in tensione, giri, estensione del braccio, d'accordo? Ma questa è la storia, la psicomotricità è fondamentale. Solo che ci sono poche scuole che oggi mettono in gioco la motricità, anzi il sistema sociale didattico vorrebbe togliere le 2 ore di ginnastica, una cosa folle, cioè siamo andati all'estremo, io non dico che bisogna fare 10 ore di ginnastica, no, bisognerebbe fare, si sa oggi che l'attenzione
dura dai 20 ai 40 minuti. Allora perché fanno ore di 55? Non ha senso, è una follia. Si hanno le competenze, le conoscenze, cambiamole, utilizziamole, no? Allora, se non si può, l'insegnante potrebbe essere illuminato e dire ok, io faccio 40 minuti con cui rendono e dopo, oppure spezzo la mezz'ora e gli faccio 10 minuti di queste attività. È semplice. Faccio l'ultima esperienza. Finite le domande, vero? Sì? No, c'è l'ultima. Se noi faccio fare l'ultima esperienza 2 minuti e poi basta, beati gli ultimi. Volevo sapere se lei ha lavorato in scuole superiori, ad esempio con gli adolescenti. Allora, stiamo facendo l'esperienza con materna, elementare e medie per adesso, una classe, abbiamo cominciato in ottobre e finiremo in febbraio e dopo abbiamo fatto uno screening e dopo faremo una piccola relazione. Con le superiori no, le superiori è un po' più difficile la gestione rispetto ai movimenti ritmici, anche perché alle superiori i ragazzi sono molto compensati. Col compensato si vede, compensati, non il legno compensato, ma con le persone che compensano è più difficile, poi fanno più fatica, ma ci sono dei comportamenti invece, molta timidezza, che assolutamente si potrebbe, però in quei casi là per esempio è più interessante il lavoro con le palline per esempio, perché è una questione sempre perché un ragazzo di 18 anni può venire e fa il corso lui, può comprendere lui, non ha bisogno dell'interposta persona che sia insegnante o genitore, d'accordo? E quindi c'è questa possibilità di gestire questa cosa qua, ok? Sì, assolutamente, ho detto da ragazzi da 0 a 99 anni. Ok? Allora, faccio questa esperienza. Allora, ognuno sta fermo lì dov'è, rilassatevi, i piedi per terra, 2 minuti. Allora, vi chiedo solo semplicemente, faccio io e poi lo fate voi, di ruotare la testa da un lato e poi dall'altro, tranquillamente, da un lato e sentire la tensione. Potete fare occhi aperti o occhi chiusi. Sentite un giro, uno a destra e uno a sinistra, sufficiente, e vi prendete la tensione che avevate. Poi fate questa cosa qua, prendete le vostre orecchie, dalla parte alta alla parte bassa e massaggiate il lobo delle orecchie. Dalla parte alta scendete giù, come faccio io così, allargando un po' l'orecchia, così, dall'alto verso il basso. Passate almeno 3 volte, dall'alto verso il basso. Poi prendete il padiglione, lo portate leggermente in fuori, così, lo tirate, 2-3 secondi e leggermente in basso, 2-3 secondi. E adesso vi rimettete nella posizione prima e ruotate la testa a destra e a sinistra e vedete cosa sta succedendo. Oh, chi dice che è più libera alzi la mano. Boh. Allora, avete fatto una seduta di fisioterapia, passate, sono 30 euro a testa quando uscite. No, per giocare, no, per dire che basta fare poco. Oggi è conosciuta questa cosa. Meno si fa, più si fa. Questo è un dato di fatto in biologia, è una verità assodata. Il problema qual è? Che i sistemi cognitivi e i sistemi che gestiscono la nostra società a questa storia non gli va bene. Capito? Perché basterebbe poco per avere molto, invece loro ci devono dar molto che noi paghiamo perché funzionino poco, comprendete la cosa? Chi ha responsabilità di tutto questo? Non loro che fanno quello che vogliono, ma noi che gli permettiamo o quantomeno che noi non facciamo niente per andare dall'altro lato del carro a fare quello che a noi converrebbe, comprendete? L'avete sentita la differenza? Quando avete mal di collo fate così e andrà un po' meglio. Risparmiate dei soldi, ma soprattutto comprendete che il corpo è in connessione, che siamo un tutt'uno e possiamo imparare con semplicità a cambiare la nostra vita. Grazie di essere venuti qua.